Buonasera a tutti e benvenuti alle conferenze del 13. Questa è la nostra conferenza numero 57 dell'Associazione Salus Bellatrix. Questa sera abbiamo con noi un relatore particolare e sono molto onorata di avere qui, Gianfranco Carpeoro, che non presento perché avrei piacere che si presentasse da solo, visto che poi io nella dispensa dell'ultima volta ho un po' sbagliato a mettere qualche indicazione. Quindi a te la parola. Come al solito sentiremo la sua relazione, poi una piccola pausa per degli annunci e poi tutte le domande che volete. Grazie. Allora, grazie a tutti. Io mi chiamo Gianfranco Pecoraro. Il nome Carpeoro nacque perché io nel 1995 dirigevo la rivista storica della massoneria che si chiama La Voce Fraterna. È tradizione, ai tempi facevo ancora l'avvocato, è tradizione radicata nella massoneria che il direttore del giornale della massoneria, pur sapendosi benissimo chi è, diriga tramite l'anagramma del suo cognome. E io mi dovevo cercare l'anagramma di Pecoraro. E l'anagramma di Pecoraro è Carpeoro, cioè sono le stesse lettere messe in un ordine diverso. Non l'avessi mai fatto perché poi, quando ho chiuso i miei 3 studi di avvocato e mi sono dedicato interamente a scrivere e a ricercare, ho scritto un libro nel 2005 e mi sono presentato dall'editore. Quando avevo già chiusa la mia esperienza massonica operativa, mi sono presentato all'editore e ho detto: ho scritto questo libro, e quel libro, che credo averne portato 2 copie, si chiamava Il volo del pellicano ed era un libro interamente incentrato su qualcuno che forse vi è familiare, il pittore Giorgione di Castelfranco, dove io abbinai al romanzo Il volo del pellicano una ricerca di cui si parlò molto all'epoca, anzi ci fu addirittura una mostra a Ferrara al Palazzo dei Diamanti dove credo Sgarbi e un altro critico si appiccicarono sulle conclusioni alle quali io ero arrivato. Devo dire che qui prese le mie parti era proprio Sgarbi, però essendo un amico me l'aspettavo, insomma. E l'editore mi disse: sì, ma tu cosa hai fatto? Dico: io ho fatto il direttore della rivista dei massoni. Ah, quindi sei conosciuto per questo? Dico: no, quelli mi conoscono come Carpeoro. Allora l'editore mi ha detto: allora devi pubblicare come Carpeoro. Cioè mi è rimasta, questa cosa qui poi mi è rimasta per sempre, perché quando sono diventato direttore della più grossa rivista informatica italiana, per mescolare il nome del massone col nome normale me l'hanno fatta dirigere come Pecoraro. Ma quando poi mi sono trasferito a una rivista di archeologia misteriosa e storia che si chiamava Era, mi hanno ricostretto a utilizzare il nome Carpeoro, che poi ho continuato a riutilizzare perché è rimasto così. Io ero il sovrano Gran Maestro, sono massone dal 1981. Ho fatto tutti i gradini del rito scozzese, che come qualcuno di voi saprà sono 33. Sono diventato nel 1999 sovrano Gran Maestro della legittima e storica Comunione di Piazza del Gesù, che era la storica obbedienza del rito scozzese in Italia. Pensate che, la mia era un'obbedienza di ottantenni, cioè di gente che dal dopoguerra si erano resi conto che la gente voleva entrare in massoneria solo per fare carriera, per opportunismo, e quindi non facevano entrare nessuno. Il più giovane ero io. E quando io fui nominato sovrano Gran Maestro, il mio predecessore, essendo la nomina di sovrano Gran Maestro a vita, lui in punto di morte ha fatto una bolla, un atto che si chiama bolla di successione. E questa bolla di successione mi diede tutte le prescrizioni, tra cui c'erano quelle di mantenere la stessa linea che si era mantenuta fino allora. Infatti io non facevo entrare quasi nessuno, solo che questa obbedienza andava ad estinzione naturale così, perché essendo l'età media di 80 anni e non facendo entrare io nessuno nuovo, si andava solo a diminuire. Finché nel 2005 ho deciso di scioglierla, di dimettermi,
ma ho indicato a tutti i miei confratelli la strada di un'altra obbedienza di rito scozzese italiana che si chiama Palazzo Vitelleschi, discendenza di Piazza del Gesù, perché sapevo che il sovrano Gran Maestro di quell'obbedienza è una persona seria e che loro avrebbero potuto continuare a fare massoneria tranquillamente lì, mentre io non ho continuato a fare massoneria, per motivi dei quali poi parlando della massoneria vi spiegherò, ma sono motivi che io ho sempre avuto fin dall'inizio, solo che avendo cercato di cambiare determinate cose e non essendoci riuscito, ho capito che dovevo dedicare il mio tempo ad altro. Senza nulla avere, rimanendo massone, perché io sono massone, cioè io sono massone a tutti gli effetti e sono convinto della dottrina massonica. Quella che non mi convincono sono alcune contraddizioni strutturali. Ed entriamo nei temi, insomma, centrali di questa brevissima conferenza. Io sono un seguace di uno studioso che, nonostante abbiamo una piccola diversità, che lui era ateo e io sono credente, ma questo studioso di costume, di letteratura e dei popoli si chiamava Francesco Sabasardi. La sua famiglia proveniva da Trieste, era il nipote del poeta Umberto Sabba. È un signore che è stato candidato 4 volte al premio Nobel per la letteratura, che è stato insignito da Napolitano, prima di morire, tra le 50 autorità culturali e morali del paese. I Presidenti della Repubblica hanno diritto di fare l'elenco delle 50 autorità morali e culturali, cioè dei 50 personaggi che fanno la cultura. Tra questi 50 c'era Francesco Sabasardi, è il biografo ufficiale di Picasso, autorizzato da Picasso, l'unico, è stato l'unico autorizzato da Simenon in vita a tradurre il commissario Maigret, tutte quelle cose che vedete del commissario Maigret le ha tradotte Francesco Sabasardi. È il traduttore di Borges, è il traduttore di García Márquez, è colui che ha scritto La storia delle religioni, pubblicata dalla Mondadori nel 1974, che è tuttora la storia delle religioni più venduta, solo che gli hanno tolto la firma, e sapete perché? Perché lui nel 1958 era stato scomunicato, aveva scritto un libro che si chiama Natale a 5.000 anni, libro nel quale svelava qualche piccola cosa che non gli quadrava nella costruzione narrativa e mitica del Natale della Chiesa cristiana, ma soprattutto pubblicava una serie di dipinti che il Vaticano aveva nascosto e quindi è stato scomunicato. Il libro è stato messo all'indice e diciamo che da quel momento lui non ha avuto perché la Mondadori mise come condizione per pubblicargli la storia delle religioni che non si vedesse che la firmava lui. Cioè ha subito ovviamente le conseguenze di tutto questo, che certamente non sono le stesse conseguenze di chi è stato bruciato nel Seicento, però insomma un prezzo l'ha pagato, perché se voi pensate che quando è morto l'unico giornale che gli abbia dedicato 2 pagine è stata l'Unità, alla morte, nessun altro giornale ne ha parlato, capite lo stato dell'informazione italiana, no? Cioè un'autorità culturale riconosciuta nel mondo, perché se Picasso in tutto il mondo per fargli la biografia sceglie questo signore, cioè voglio dire, significa che questo signore è qualcuno nel mondo. Se gli scrittori internazionali, Pessoa, Borges, Simenon, scelgono di farsi tradurre da questo, sapete, il traduttore è importante per uno scrittore, perché un bel libro tradotto male è un brutto libro, cioè voglio dire, è fondamentale. La Divina Commedia tradotta da cani diventa un'opera da cani, cioè voglio dire. E quindi per un autore che può scegliere, non dico un autore morto che purtroppo ne fanno quello che vogliono, ma un autore che può fare delle scelte finché è in vita, il traduttore se lo sceglie. Alcuni romanzi brutti hanno fatto un grande successo perché hanno avuto una grande traduzione, dove il traduttore era più bravo dello scrittore, in altri termini. Io sono seguace di questo signore che ha scritto un libro importantissimo, per me fondamentale, che si chiama Dominio, dove spiega la logica del potere.
vi consiglio, se lo trovate, di leggervelo, perché è un libro davvero importante. Non è un libro da operetta come i miei, quello è un libro serio, cioè quello è uno scrittore serio. E Dominio cosa dice? Dice che l'uomo era veramente libero quando l'uomo era cacciatore, nomade, e quindi non si faceva carico di dover gestire in qualche modo una comunità. Nel momento in cui l'uomo diventa agricoltore e quindi deve gestire le risorse umane, è costretto a farlo in maniera ideologica. Cioè, se tu devi gestire più persone, devi avere un'idea di come gestirle, che può essere più o meno condivisibile, cioè poi lì entriamo nel campo delle opinioni. Qual è il problema? Che tu quest'idea ce l'hai, poi crei una struttura che mette in pratica questa idea, e nel momento in cui crei la struttura muore l'idea. Cioè, è una cosa un po' complicata. Nel senso che la struttura prende un'autonomia sua come meccanismo per il quale l'idea sbianca, ma sbianca anche la figura di riferimento del capo. E questa è la storia di tutte le strutture. Nel momento in cui la Chiesa cristiana, Costantino, ha preteso che fosse una struttura, è impallidito il cristianesimo. È assolutamente automatico, ma non è una colpa del cristianesimo, è successo alla massoneria, che nel momento in cui è diventata una struttura unica, mondiale, e ha eliminato la libertà individuale delle realtà locali, è scomparsa l'ideologia massonica. Questo succede anche sul campo del male, della criminalità. La mafia, che nasce come reazione alle mancanze dello Stato col cosiddetto brigantaggio, no? Il brigantaggio era una reazione della gente a uno Stato che insomma non era proprio dalla parte della ragione, perché c'erano delle ragioni storiche, e poi sparisce quella roba lì, ma ci rimane la mafia. E sapete qual è la caratteristica delle strutture? La caratteristica delle strutture è che tagliare la testa è irrilevante. Voi alla mafia gli potete arrestare Ligio, Totorina, Provenzano, si riuniscono una notte e ne nominano uno nuovo. Cioè chi la comanda è irrilevante, perché è la struttura che è autoconservante, che è autoassertiva, che si porta avanti da sola. E l'Italia è andata uguale, no? Poi tutte le colpe erano di Gelli. Gelli l'hanno messo in galera, gli hanno sciolto, e poi l'Italia è rimasto qua. Poi vi hanno detto che erano di Andreotti e Craxi. Li hanno archiviati e l'Italia è stato qua. Sapete perché? Perché la struttura funziona così. La struttura ormai non ha più l'ideologia, perché l'ideologia è la parte progettuale. Qualunque ideologia, io non sto facendo un discorso di inquadrarla con un colore, perché poi tutte le ideologie hanno del buono e del cattivo, ma qualunque ideologia è il progetto, è che io ti dico come voglio che tu stia tra 30 anni. Se tu mi togli l'ideologia, anch'io vivo la giornata, come te. Io ti prometto, come si vincono le elezioni oggi? Ti prometto che domani ti tolgo le tasse. Qualcuno riesce a fare delle promesse decennali, ventennali, non si permette più nessuno, perché non essendoci più l'ideologia non c'è più il progetto, non c'è più la progettualità, no? La massoneria ha fatto questa fine qui. La massoneria come nasce? La massoneria, dovete sapere che l'Europa proveniva da un mondo classico pagano per cui il lavoro era sacro, per cui tutti quelli che facevano un determinato lavoro, non solo quello dei costruttori, quello dei fabbri, quello dei tessitori, dei sarti, qual è adesso ho perso il filo del discorso, vabbè, lo recupereremo. Il lavoro era sacro, quindi c'erano le corporazioni, no? Le corporazioni di arti e mestieri, che avevano elaborato una loro sacralità nell'acquisire le conoscenze legate a quel lavoro, conoscenze legate a quel lavoro che erano sacre anch'esse e a volte erano molto profonde, più era bravo, c'era bravura, c'era arte,
nel fare quel lavoro in quel posto e più queste conoscenze erano profonde. Quindi c'erano le logge mica solo di massoni. Massone significa macon, cioè costruttore, è un termine francese. C'erano le logge dei tessitori, c'erano le logge degli scalpellini, c'erano le logge dei fabbri, c'erano le logge dei carpentieri, cioè di quelli che facevano le barche. Di queste logge, prego, di queste logge nessuna, assolutamente nessuna, è sopravvissuta all'alto e al basso Medioevo. E sapete perché? Perché sono sopravvissute le logge dei massoni, quelli che costruivano davvero le cattedrali, e perché le altre no? Perché i massoni viaggiavano, erano diventati delle piccole multinazionali, facevano una riunione annuale di tutti i costruttori di cattedrali a Colonia, si scambiavano le conoscenze, cosa che gli altri non facevano. Non le facevano perché il lavoro era più localizzato, era più parcellizzato. Se tu facevi la cattedrale di Chartres, non potevi pensare di farla solo con gli scalpellini francesi. Dovevi chiamare i fratelli Comacini, dovevi chiamare delle risorse, perché erano costruzioni enormi. Mentre i sarti, che al massimo facevano un vestito solo, cioè non andavi a prendersi il sarto in Inghilterra per fare un vestito in Italia. Quindi che cosa succede? Che le logge dei costruttori diventano delle piccole multinazionali e le altre logge mano a mano vanno a morire. Cioè, morendo la sacralità del lavoro, morendo la concezione che le persone che fanno lo stesso lavoro ne fanno quasi una specie di centro di ricerca su quel lavoro, morendo questa cosa, che muore dopo l'umanesimo, dopo il Rinascimento, muoiono queste tradizioni, mentre quella massonica non muore, anzi si trasforma. Cioè cosa succede? Pur quando non si costruiscono più le cattedrali, e questo succede dopo il 600, i massoni decidono di conservare quelle conoscenze, quelle ritualità, quella sacralità e di trasformarle in discorso filosofico simbolico, dove la squadra e il compasso, che hanno sempre avuto un significato simbolico, mantengono solo quello simbolico. I simboli della massoneria sono squadra e compasso. Squadra e compasso sono una cosa elementare, sono la parte razionale e la parte animistica della persona umana. Noi siamo composti di mente, ma siamo composti anche di anima, che non necessariamente coincide con la mente, perché l'anima è il soffio della vita, è il soffio delle emozioni, è una roba che con la ragione c'entra poco. Pascal le chiamava le ragioni del cuore e le ragioni della geometria, no? L'esprit de géométrie. Allora, il problema qual è? Che la massoneria, diventando speculativa invece che operativa, non costruisce più le cattedrali, ma conserva quelle tradizioni a scopo simbolico conoscitivo, evolutivo spirituale. Si riaggrega e lì c'è il mio principale distinguo con la massoneria, perché nel 1717, prima tutte le massonerie erano autonome, erano collegate l'una con l'altra, ma non secondo un ordine gerarchico. Invece nel 1717 e più avanti nel 1810 nascono i Grandi Orienti. I Grandi Orienti sono un modo di creare una massoneria fintamente universale, di abolire la specificità dei riti. Nella massoneria l'ordine sono i primi 3 gradi, il rito sono dei gradi che si diversificano a secondo i posti. La massoneria anglosassone, che ha asservito anche la massoneria americana, mentre i riti, come il rito scozzese, hanno la figura del sovrano Gran Maestro, proprio perché bisogna che chi comanda tutti i gradi superiori comandi anche prima. Ma siccome loro volevano creare il coordinamento operativo, perché la massoneria doveva diventare uno strumento di potere, e perché diventasse uno strumento di potere bisognava che ci fosse una struttura di questo tipo, creano i Grandi Orienti. Io ho sempre contestato i Grandi Orienti. Noi in Italia abbiamo il Grande Oriente d'Italia, ma io ho contestato tutti i Grandi Orienti, sempre.
Difatti ho sempre accettato nomine da sovrano Gran Maestro onorario e mai nomine da Gran Maestro onorario delle obbedienze estere. Io tuttora sono sovrano Gran Maestro onorario della Gran Loggia di Spagna, mentre ho rifiutato di fare il Gran Maestro onorario del Grande Oriente di Francia, perché lì avrei dovuto accettare la logica dei Grandi Orienti, che io non ho mai accettato. È così che la massoneria è diventata l'attuale strumento di potere. È diventata, al di là di poche realtà, ad esempio l'obbedienza di Palazzo Vitelleschi è una di queste realtà, è diventata uno strumento del potere politico, del potere economico e del potere in generale, come lo è diventata la religione, la Chiesa. Cioè come le strutture si mettono sempre al servizio del potere e perdono il loro riferimento iniziale, no? Da questo osservatorio, che è stato per me l'essere il sovrano Gran Maestro della massoneria, io ho potuto fare delle ricostruzioni storiche, ma più che storiche le definirei metastoriche, perché io trovo che gli storici a volte non usino il buonsenso. Il buonsenso, quando sono andato a presentare il mio terzo libro a Cosenza, che peraltro è la mia città natale, c'erano i due ordinari dell'Università di Cosenza di storia, no? I quali io ho scritto, il mio terzo libro è incentrato sulla figura di Alarico, non so se l'avete presente, il re dei Goti che seppellisce il tesoro nella confluenza dei fiumi, la famosa poesia di Carducci che qualcuno di voi avrà studiato. Ora, io a un certo punto, questi storici volevano far passare l'idea che Alarico fosse una specie di furfante perché si era preso il bottino di Roma, l'oro di Roma, e che avendo razziato l'oro di Roma, lui era una specie di brigante, di delinquente. Allora io mi sono alzato e ho detto, esimi professori, ma Roma, il tesoro, come se l'è procurato? No, cioè, quello è un delinquente, ho capito. Però il tesoro di Roma, ci sono miniere d'oro a Roma? No, non mi risulta. Non conosco l'esistenza, forse in Alaska, nel Klondike, ma a Roma non ce ne sono. E il tesoro di Roma da dove veniva? Quindi se era illegittimo quello di Alarico, era illegittimo anche quello di Roma. Lo so che noi abbiamo una strana logica, no? Cioè il principe di Monte Carlo era un pirata, cioè Grimaldi, era un pirata, ma non un corsaro, che erano quelli che poi si mettevano al servizio degli stati e comunque erano, tra virgolette, legittimati. Era proprio un pirata, cioè di quelli con la bandiera, col teschio, e poi è diventato Grimaldi. No? Cioè più sono passate generazioni, cioè, no, sia una sorta di nobilitazione. Io non è che pretendo che i figli paghino le colpe dei bisnonni, però anche questo fatto, che perché si ritrovano in una posizione privilegiata, debbano essere considerati superiori, mi infastidisce, perché voglio dire, tu parti da una posizione privilegiata rispetto a me perché comunque qualche tuo antecedente era un bel mascalzone, cioè voglio dire, e quindi non è una nota di pregio. Però per farvi capire che le nostre ricostruzioni delle storie, delle cose, noi procediamo per stereotipi, per luoghi comuni, no? E il luogo comune ci frega, perché poi dopo noi lo diamo per scontato e rimane lì. E ogni volta che noi passiamo sotto una situazione simile, adoperiamo quello schema lì, senza mai metterlo in discussione. Bisogna che cominciamo a mettere in discussione qualcosa, no? E vediamo di mettere in discussione qualcosa. Per esempio, che cosa sono i gesuiti? I gesuiti sono una roba, insomma, fondata a metà del Cinquecento da Sant'Ignazio di Loyola, no? Questo lo sapete. I gesuiti diventano il braccio armato della Chiesa. Perché? Perché prendono il posto di un altro ordine. Cioè, l'ordine di riferimento della Chiesa erano i domenicani, che erano anche quelli che gestivano l'Inquisizione. Però qual era il problema dei domenicani? Che non aveva d'utilità politica. I domenicani, domenicano era il capo degli inquisitori,
il famoso Rei, no? Che poi viene riprodotto da Umberto Eco nel Nome della Rosa, ma era anche Giordano Bruno un domenicano, o Campanella. Cioè i domenicani erano eretici o quelli che bruciavano gli eretici, ma non c'era unità politica. Alla Chiesa serviva un organismo politico, anche perché la Chiesa aveva finalmente capito come contare rispetto al potere. Mano a mano che passavano i secoli, la Chiesa perdeva potere temporale, no? Dopo gli famosi scontri tra Federico II, il Papa, non so se vi ricordate, Canossa, eccetera, eccetera. Mano a mano la Chiesa era perdente, anche perché la Chiesa poteva essere vincente quando il potere era unificato, quando c'era l'imperatore del Sacro Romano Impero. Il suo potere essere un riferimento unico era meno importante. Bisognava avere un potere parcellizzato. E su che cosa basa la Chiesa questo potere parcellizzato? Lo basa su un sacramento, che è la confessione. Vi sembrerà strano, ma è così. Torniamo a monte. La confessione nel cristianesimo delle origini era pubblica. Scendevi nelle catacombe e dovevi confessare pubblicamente il tuo peccato alla comunità. Capirete che non c'era neanche tanto bisogno di una penitenza a questo punto, perché le conseguenze sociali del gesto ve le potete immaginare, no? C'era un'emarginazione. Poi, grazie alla patristica, la confessione e al secondo concilio ecumenico, la confessione diventa una roba segreta. Il segreto della confessione nasce dopo. E a un certo punto, nel 1500, la Chiesa cristiana si rende conto che questo segreto della confessione, se applicato ai re, diventa importante, no? Perché il re che va dal prete e gli confessa che ha fatto cornuta la regina, e dopo al prete tante volte gli deve dire di sì, perché anche il segreto diventa relativo, no? Com'è che diceva quell'opera, la calunnia è un venticello, no? E quindi che cosa succede? Che i gesuiti nascono come confessori dei potenti e poi si allargano a quel punto, a tal punto che diventano di conseguenza educatori dei potenti. I gesuiti imparano le lingue. I gesuiti nel 1600 arrivano in Cina, in Giappone, in Brasile, in Africa. Diventano qualcosa di potentissimo, ma sempre profondamente allineato alla Chiesa cattolica, fino a quando, sapete, le cose di potere succede che intorno al 1700 il contatto devastante per i gesuiti è il contatto con l'America Latina. Perché e il contatto con l'America Latina è devastante per la filosofia in generale, perché si afferma la sottile sensazione che non sempre le persone più arretrate sono le meno progredite. No? Noi abbiamo Rousseau in Francia, che in pieno illuminismo, cioè in pieno Settecento, che è il secolo che esalta i lumi della ragione, le magnifiche sorti umane progressive dell'essere umano, dice no, il buon selvaggio, l'uomo più è selvaggio più è pulito. Nasce il romanzo di Robinson Crusoe, dove c'è il personaggio di Venerdì, che è un personaggio forte. Nasce il mito che l'uomo meno sia progredito e forse più lo è, più è puro, più è pulito, meno è contaminato. È una cosa che è arrivata fino ai giorni nostri, se ci pensate, no? Questa cosa contagia anche i gesuiti, perché i gesuiti questa cosa parzialmente la verificano sul campo, a contatto con gli indios delle Amazzoni. E siccome diventano un po' eversivi e alla Chiesa gli fanno meno comodo, alla fine del Settecento la Chiesa li scioglie. I gesuiti vengono sciolti come ordine. Questa è una cosa che pochi vi dicono, no? Quanti la sapevano di voi che alla fine del Settecento i gesuiti, un paio sì,
3 su tutta la sala, che i gesuiti alla fine del Settecento vengono disciolti e vengono ricostituiti nel 1813. E dal momento in cui si ricostituiscono nasce un nuovo ordine dei gesuiti, che non cannibalizza definitivamente la vecchia logica, ma diciamo che la scinde in due realtà: i gesuiti del mondo europeo, che rimangono conservatori, e i gesuiti del mondo americano, del continente americano, che diventano rivoluzionari. Diventano la Chiesa che gestisce tutte le fasi di ribellione e di rivoluzione dell'America Latina specialmente a determinati schemi. Diventano quelli che nascondono i perseguitati, che Pancho Villa sfugge a una persecuzione perché è nascosto dai monaci gesuiti. E lo stesso per tanti altri personaggi. Peraltro Pancho Villa era pure massone, quindi voglio dire, ce le aveva tutte per non essere nascosto proprio dai gesuiti. E mentre i gesuiti nel mondo occidentale entrano in scontro con tutte le altre realtà, a volte su posizioni quasi integraliste, i gesuiti del mondo americano sono esattamente sul fronte opposto e sono rimasti così fino ad oggi. E forse vi dà una risposta per cui quando la Chiesa ha voluto dare un segnale, veritiero o non veritiero che sia, lo vedremo tra qualche secolo, di cambiamento e di rivoluzione, dove l'è andato a prendere l'ultimo Papa? No? Del Sud America. Non tra i gesuiti e basta. L'è andato a prendere tra quelli lì. E questo, poi che sia un atto simbolico, un messaggio, una cosa inutile, una specie di piccola truffa o una cosa vera, noi oggi non siamo in grado di dirlo. Cioè non possiamo tirare un bilancio di una roba che è successa 6 mesi fa. Lo vedremo, siamo qui tutti per guardare e lo verificheremo. Rimane il fatto che non è casuale che l'abbiano preso da lì, in un momento in cui la Chiesa ha mostrato tutta la sua sfiducia per l'ordine dei Gesuiti, perché nel 1928 capisce che i Gesuiti, così come sono scissi in queste due realtà e così come sono pericolosi per lei, non le possono più servire e nasce l'Opus Dei. L'Opus Dei nasce perché la Chiesa non si fida più dei Gesuiti, per quei famosi ruoli che ci siamo detti. Ha bisogno di qualcosa di più hard, di più avanzato, ha bisogno di fare una sorta di massoneria cristiana, perché l'Opus Dei ha esattamente lo stesso schema funzionale della massoneria così come si è configurata con i Grandi Orienti, con una differenza, che ogni 3 mesi escono liste di massoni sputtanate su tutti i giornali italiani. Avete mai visto un elenco dell'Opus Dei? Se volete ve lo dico io qualche appartenente. Gianni Letta, il nipote di Gianni Letta, cioè Dell'Utri. Tutti quanti attribuiscono questi personaggi alla massoneria e invece sono dell'Opus Dei. Li attribuiscono alla massoneria perché la massoneria e l'Opus Dei hanno fatto l'incesto. Si sono sposati, ma non si sono sposati sul piano filosofico, dottrinale, si sono sposati sui soldi. E qui dobbiamo scrivere la storia delle banche dell'economia italiana. L'economia italiana del dopoguerra innanzitutto eredita una realtà importante che si chiama IRI, che venne fondato da Mussolini nel 1926, con un grande economista a capo che si chiamava Beneduce, che poi il Duce aveva nominato Beneduce, è una sorta di curioso ossimoro. E cosa succede? Succede che l'IRI è un istituto che in cui nel dopoguerra avviene la prima alleanza tra laici e cattolici. E siccome i laici erano soprattutto massoni, indirettamente è una prima alleanza
tra massoneria e finanza massonica e finanza cattolica. Tramite le banche di riferimento, la banca di riferimento della finanza massonica era la Banca Commerciale Italiana, la banca di riferimento della finanza cattolica erano il Credito Italiano e le banche che erano legate alle casse di risparmio. Questi organismi, a loro volta, danno origine a due grandi gruppi che sembra che litigano ma non litigano, che sono per la finanza laica Mediobanca, che nasce da una costola per volere di Mattioli, che era il massone a capo della Banca Commerciale Italiana. E Mediobanca viene comandata per tanti anni da un altro massone che si chiama Enrico Cuccia. E il gruppo San Paolo, anzi due gruppi, il gruppo San Paolo e il cosiddetto Banco Ambrosiano. Ma il Banco Ambrosiano era una realtà piccola, delimitata soprattutto alla Lombardia, mentre il gruppo San Paolo era bello pesantuccio. Tutto questo va avanti finché in qualche modo sul Banco Ambrosiano non cerca di entrare la finanza massonica con un capo che si chiama Calvi, che era un massone. E questo porta a una situazione perché la bellezza delle cose del potere è la nostra fortuna, per cui continuiamo a mantenere dei margini di libertà, per cui magari o venga a Vittorio Veneto e il microfono funziona, no? E che questi litigano, cioè perché non nascerà mai il nuovo ordine mondiale? Perché poi si devono mettere d'accordo per chi piglia la fetta più grossa, quindi sotto questo profilo io non sono molto pessimista, nel senso che gli spazi di sopravvivenza sono garantiti. Quando il mondo veniva dominato finanziariamente da 7 realtà, e Agnelli era una di queste 7 realtà, successe che litigarono, Agnelli e i Rothschild litigarono, e un minuto dopo Agnelli ha venduto le quote della Fiat a Gheddafi, che era un bel segnale, no? Non era un segnale da poco. E sotto questo profilo il capo del gruppo bancario di riferimento dei Rothschild gli chiesero un commento sul fatto che Agnelli aveva venduto le quote della Fiat a Gheddafi, e lui disse una parola francese che equivale alla nostra conturbante, e pregò però di scrivere separati con da turbante, come a dire, stanno cercando di coinvolgere quelli che portano il turbante, ma noi ci sapremo regolare. Far entrare Gheddafi nella Fiat era uno sfregio non solo ai Rothschild, ma al fronte economico sionista, perché esiste un potere sionista che non significa ebreo però, è un'altra roba. Un conto è la politica, un conto sono le persone. Le persone, identificare il popolo ebraico con il sionismo è una grossissima ingiustizia dei nostri tempi. Sarebbe come identificare le nostre caste con la gente che lavora e la sera fatica e l'ultima settimana fatica a tirare avanti. È come se noi fossimo rappresentati, che ti posso dire, da questi che stanno arrestando in questo periodo. Noi non siamo rappresentati da questi, però noi, come opinione pubblica, ammettiamo che gli ebrei vengano rappresentati dai sionisti, e questa è una cialtroneria. Non è un problema razziale, a parte il fatto che tecnicamente una razza ebraica non esiste. Se voi andate a guardare, nel mito ebraico, il popolo ebraico, cioè il popolo eletto, era composto di 12 tribù. Se andate a guardare i nomi di queste 12 tribù, non sono tutte semite. Ci sono quelle semite, Giuda, ci sono quelle ariane, Dan, ci
ci sono quelle camite, cioè nere, Efraim e Ruben. Quindi il popolo ebraico era un simbolo della fratellanza di tutte le etnie del mondo, nel riferimento biblico. È per questo che il Tempio di Salomone, che li doveva aggregare tutti, era un simbolo di fratellanza cosmica, di pacificazione. Avrebbe dovuto essere, poi non lo è stato. Difatti Hitler, nel Mein Kampf, non parla mai di perseguitare gli ebrei. Lui parla di giudei, non di ebrei, che al massimo è un 12° di quel popolo, e ne parla per altri motivi, peraltro, perché gli giudei erano i nemici del suo piano di potere, ma questa è una cosa più complicata da spiegare. Comunque esiste un potere sionista, sì. Tanto è vero che esiste, perché una delle caratteristiche del potere è di cavalcare le dittature e le rivoluzioni. Il potere non fa distinzione tra un conservatore e un progressista, basta che gli serve. Tant'è vero che lo stesso potere, anche bancario ebraico, che ha finanziato Hitler, ha finanziato anche Lenin. Cioè, voi pensate, per non dividere il mondo in bianco e nero, che quello che è successo in Cile nasce all'interno di una loggia massonica, della quale Salvatore Allende era il maestro venerabile e Pinochet era il primo sorvegliante. Erano nella stessa loggia. Tanto è vero che Pinochet cerca di salvargli la vita a Salvatore Allende, perché manda un elicottero al palazzo per portarlo via e l'avrebbe consegnato agli americani, che avevano preteso la salvezza di Pinochet in cambio di Salvatore Allende in cambio dell'appoggio alla rivoluzione reazionaria e dittatoriale di Pinochet. È stato Salvatore Allende che ha detto no, preferisco morire perché se io muoio divento un eroe e prima o poi a te ti fanno le scarpe. Mentre se vado all'estero divento uno dei tanti, uno che è scappato. È rimasto lì e si è fatto ammazzare, perché poi nell'ambito di questi moti pseudo-popolari non è che tu sei in grado di controllare tutte le conseguenze, no? Quando accendi la miccia, poi gli effetti dell'esplosione non sono solo quelli che vuoi tu, sono anche più ampi, per cui la gente che gli è sfuggita di mano l'ha ammazzato Salvatore Allende. Il capo dei Romani aveva dato l'ordine di risparmiare Archimede, perché Archimede era un genio, no? Gli americani, lo scienziato di Hitler che si chiamava von Braun, se lo sono portati alla NASA, non è che l'hanno processato a Norimberga, hanno processato quelli che gli facevano comodo a loro. Von Braun se lo sono portati per andare sulla Luna, fare le missioni. E lo stesso i romani avevano l'ordine di non toccare Archimede. E invece uno che poi è stato punito l'ha ammazzato Archimede. Ma l'ordine non era che tu non sei in grado di controllare gli effetti di quello che fai fino in fondo, no? Quindi esiste un potere sionista, ma non dovete interpretare questa parola come strettamente collegata alla storica questione dell'ebraismo, che è un'altra roba. E oltre a esistere un potere sionista, io ogni tanto mi recupero l'elenco perché l'età avanza e la memoria diminuisce. Bene, e tornando all'Italia, l'Italia si radicalizza nel dopoguerra intorno a due poli. Un polo cristiano e un polo che a sua volta si separa, si scinde, di sinistra, che si scinde in più realtà. E poi ha delle forze storiche, liberali, repubblicane, eccetera, eccetera, che provengono dalla storia risorgimentale. In questo quadro l'Italia resiste su questo quadro finché non crolla il muro di Berlino. Perché finché non crolla il muro di Berlino, gli americani finanziano la democrazia cristiana, i russi finanziano i comunisti, gli altri si procurano come vivere un po' come possono e il sistema va avanti.
e va avanti in una specie di benessere garantito dai finanziamenti esteri. I partiti si modellano, i due grossi partiti, si modellano sui finanziamenti esteri, mentre gli altri piccoli partiti hanno campo libero nel finanziamento illecito, cioè nel finanziamento che ipocritamente veniva considerato illecito e invece fatto sotto banco. Cosa succede nel 1989? Crolla il muro. E nel momento in cui crolla il muro, cioè nel momento in cui non ci sono i due blocchi, nel momento in cui gli americani non hanno più paura dei russi, pensate voi che diano ancora dei soldi alla Democrazia Cristiana? No. I russi a loro volta non esistono più, per cui soldi da darne non ce ne sono più, ma le strutture dei partiti rimangono uguali. Cioè, a me mi sono venuti in meno dei soldi, ma quanti dipendenti ho? Quanti sedi da mantenere? Quanti palazzi? Quanti giornali? Quanti volantini che devo dare in giro? Dove vado a prendere questi soldi? In più, il costo della politica, finché c'era solo una emittente televisiva, era, sotto il profilo della comunicazione, un certo importo. Nel momento in cui è nata la televisione commerciale, che gli spot se li fa pagare e non c'è più solo la tribuna elettorale di Jader Jacobelli, non so se ve lo ricordate, ma ci sono gli spot, le cose eccetera eccetera, e il costo aumenta ancora. Tutto questo costo viene trasferito dove? Nel finanziamento illecito, che invece di essere un fenomeno che può essere sopportato perché residuale al grosso del finanziamento della politica, diventa un dramma, perché le opere pubbliche costano il triplo, perché voglio dire, diventa una roba seria. E come reagisce il sistema italiano a tutto questo? Reagisce non reagendo. Cioè, invece di capire che deve correre ai ripari, si fa cogliere di sorpresa da che cosa? Da una casta che era stata toccata nei suoi interessi e reagiva, che era la casta dei magistrati. I magistrati, dopo il caso Tortora, e dopo aver cercato più volte di prendere il sopravvento sulla politica, ma non ci riusciva perché ancora c'erano delle garanzie come l'immunità parlamentare, dei limiti al suo potere, sferra l'attacco di Tangentopoli avendo due obiettivi. Uno, la reazione di casta al fatto che Craxi gli aveva fatto il referendum sulla responsabilità dei magistrati. Sapete, il referendum sulla responsabilità dei magistrati, referendum vinto e non eseguito, attenzione, perché in quel referendum si aboliva il fatto che i magistrati non rispondessero dei loro errori e i magistrati invece hanno preteso, tramite i due maggiori partiti e mettendo in minoranza Craxi, che invece, pur riconosciuti i responsabili dei loro errori, non li pagassero, né sul piano della carriera, né sul piano economico e né su nessun altro piano. E voi tenete conto che l'attacco sferrato con Tangentopoli ha una prima conseguenza, un primo obiettivo, far cadere l'immunità parlamentare, perché quello che aveva frenato sempre l'attacco della magistratura era stato l'immunità parlamentare. Quindi bisognava poterli arrestare i politici, bisognava poter adoperare la carcerazione preventiva in quella maniera, per poi stabilire il predominio, l'abuso, no? Voi pensate che nel 1994 la Cassazione, per salvare 3 mandati di cattura assolutamente illegittimi di Di Pietro, fece una sentenza di questo tipo, a sezioni unite.
La carcerazione preventiva, voi sapete che la custodia cautelare, cioè la carcerazione preventiva, è giustificata quando non è prevista, perché per l'omicidio è prevista come obbligatoria, per la bancarotta fraudolenta è prevista come facoltativa, per l'associazione mafiosa ovviamente sì, e per la rapina, per tutti gli altri reati, che poi sono finanziamento illecito dei partiti, così corruzione, concussione, è prevista se c'è pericolo di fuga, c'è pericolo di inquinamento delle prove, oppure se c'è dunque fuga, inquinamento delle prove, ce n'è una terza che adesso non mi ricordo. Reiterazione del reato. Se non ci sono queste tre condizioni, tu non gliela puoi fare la custodia cautelare, perché nulla pena sine condanna. Non ci può essere pena senza la condanna non del pubblico ministero, del giudice. Allora, noi che cosa abbiamo creato in questa maniera? Una Cassazione che fa questa sentenza. La custodia cautelare è sempre giustificata se l'imputato non confessa. Pensate, c'è bellissima. È come il famoso comma 22 del codice militare tedesco, no? Nazista, che diceva: chi è pazzo può chiedere di essere esentato dal servizio militare, tuttavia chi chiede di essere esentato dal servizio militare non è pazzo. No? È la legge perfetta, perché il cerchio si deve chiudere, no? La custodia cautelare è sempre giustificata se l'imputato non confessa. Uno si deve chiedere, a fronte di una sentenza di questo tipo, l'utilità del processo qual è? Cioè tu adesso tra 10 anni mi processerai, ma perché? Cioè voglio dire, che cosa serve? Che in Italia la custodia cautelare viene adoperata per scopi istruttori o per anticipare la pena. Siccome il reato è odioso, insomma, ormai il reato del politico che ruba è diventato odioso agli italiani. Tant'è vero che gli italiani accettano da decenni dei politici incapaci purché non rubino. Pensate a quanto stareste meglio se avreste dei politici capaci che rubano. Cioè, voglio dire, il problema di uno che fa un lavoro è che sia bravo, non che sia onesto. Il principale presupposto è che sia bravo. Onesto è una conseguenza dell'essere bravo, ma abbastanza incidentale, perché se a me un politico disonesto mi fa campare bene, ma scusate, Scipione l'Africano è stato condannato per corruzione. Ma non è mica la prima volta che, cioè in tutti i posti del mondo io vedo politici che vanno sotto processo, che è giusto che vengano condannati, è giusto che vadano in galera, quello che non è giusto è che vengano utilizzati dalla comunicazione per far passare sotto silenzio delle altre cose. Il problema di uno Stato che non funziona non è la corruzione, non è il politico disonesto, è l'incapacità. Perché una persona, anche onesta ma incapace, lo Stato lo fa andare a rotoli lo stesso. Provate. Quindi il primo elemento di valutazione deve essere la capacità. Se uno è capace e se non è capace. Oggi voi vedete che pongono il problema, non devono esserci pregiudicati. Io non la metterei in questi termini. Io la metterei, non devono esserci persone condannate che non hanno scontato la pena. Perché uno Stato laico, una volta che tu hai scontato la pena, tu l'hai pagato il tuo debito con la società. Dici, ma la pena non era giusta. Questo è un altro problema. Questa è colpa tua però, non è più colpa dell'imputato. E io andai, ai tempi contavo qualcosa, da qualche politico a dire, ma questa è una cazzata, perché poi anche il creditore che si ritrovava un assegno a vuoto se lo appendeva al muro, perché tanto quello ormai era rovinato, non pagava più, o no? Tanto non lo cancellava il protesto, quindi voglio dire, non... E sapete quando si sono accorti? 30 anni dopo. 30 anni dopo si sono accorti che mentre in tutto il mondo, quando uno paga, paga,
in America patteggiano finanche l'omicidio, perché lo Stato deve essere laico, uno Stato etico non funziona, perché poi ci sono quelli che perdonano di più, quelli che perdonano di meno, è un'ingiustizia. Allora tu devi dare la possibilità di distinguere il piano etico, che pure è importante, dal piano pratico. La giustizia deve funzionare, deve andare avanti. E la giustizia non va avanti sulla verità, va avanti su un fatto convenzionale che si chiama verità processuale, che non necessariamente è la verità. Quante volte voi sentite, questa è una sentenza passata in giudicato, e questo Stato non laico cosa fa? Per darti determinati benefici, per dirti determinate cose, pretende che tu dica è giusto, sono uno stronzo. Cioè, ma se io sono una persona che rispetta le cose, fa la sua pena, ma sono convinto che tu hai sbagliato a condannarmi, perché non posso rimanere convinto di questo? Perché questo è uno Stato che ha paura. E invece se fosse uno Stato laico non avrebbe paura, perché saprebbe che lui può sbagliare e che comunque il sistema deve andare avanti, se fosse sufficientemente laico, ma non lo è e chissà quando lo saremo. Ma torniamo ai nostri poteri economici. Abbiamo detto l'Italia, ma l'azione di Mani Pulite aveva un bersaglio principale, che era Craxi, perché Craxi aveva detto di voler fare due cose. Uno, nazionalizzare la Banca d'Italia. Nazionalizzare la Banca d'Italia. E di chi è la Banca d'Italia? La Banca d'Italia è delle banche. E le banche di chi sono? Di quei poteri che abbiamo citato prima. E questi poteri hanno detto sì, ma c'è un altro problema, che la Banca d'Italia all'epoca era il controllore delle porcate che facevano questi, perché questi erano controllati e controllori, no? Siccome erano i proprietari della Banca d'Italia, che avrebbe dovuto controllarli, e quindi Craxi si mette contro un po' di nemici, si mette contro il potere bancario, forse il potere tout court. Si mette contro i preti perché vuole riformare i patti lateranensi. Sapete, i preti, finché uno gli bestemmia davanti ti danno 25.000 paternoster, ma se gli vuoi fare pagare le tasse si incazzano. Cioè, si incazzano seri, cioè quella è una roba seria, no? E quindi c'è questo aspetto qui che non va sottovalutato. Dopodiché succede una cosa. Si scopre, tramite il caso Gelli, che Craxi finanziava Arafat. No? Perché i famosi 2 miliardi che Craxi dice a Martelli di prendere da Gelli e di versare sul conto protezione, cosa che non vi dicono, un minuto dopo sono stati presi da Craxi per darli ad Arafat, per darli ai palestinesi. Ora, al di là di quello che si può pensare del confine sottile che c'è tra terrorismo e insurrezione, no? Perché Pietro Micca, che fa saltare mezza Torino, mettendo le bombe nei sotterranei, per noi è un patriota, un terrorista palestinese è un terrorista. Però se andate a guardare, Pietro Micca lottava per la sua terra, perché l'Italia fosse unita. I palestinesi lottano perché esista una Palestina. Uno ha messo le bombe ed è un eroe, quegli altri mettono le bombe e per noi sono dei mascalzoni. Non funziona così, no? Poi facciamo anche un'altra riflessione, no? Che succede il fatto dell'Achille Lauro. E qui c'è un'altra cosa che non vi dicono. L'operazione Achille Lauro è un'operazione mirata a decapitare il Mossad, decapitare il Bnai Brit. Che cos'è il Bnai Brit? Il Bnai Brit è la massoneria ebraica, che ha le stesse caratteristiche di tutte le massonerie. Come la massoneria americana funziona con la stretta alleanza con la CIA,
la massoneria ebraica, cioè il Bnei Brit, è la parte segreta dei servizi segreti, cioè del Mossad. E il capo del Bnei Brit, e questo è quello che non vi dicono, era un signore su una carrozza a rotelle che i palestinesi buttano giù dalla barca. Si chiamava Leon Klislover. Ma questo non ve lo dicono, vi dicono no, hanno buttato un povero paralitico e non vi dicono chi era. E quindi Craxi fino adesso si è fatto contrario. Le banche, i cattolici, gli ebrei, poi dà il parere negativo al riconoscimento dei comunisti nell'Internazionale Socialista, i comunisti. E poi Reagan gliela giura perché praticamente a Sigonella gli manda i carabinieri a puntare le armi sui Marine e quindi gli americani. Parte della massoneria, perché Spadolini, che era uno dei capi della massoneria italiana, era dell'opinione che bisognasse aiutare Reagan e quando chiede alla massoneria ufficiale di prendere posizione e la massoneria non lo fa, Spadolini si mette in sonno. Quindi aveva creato un problema anche alla massoneria. Insomma, Craxi era uno che veramente non poteva attraversare neanche sulle strisce. Per cui nel momento in cui la magistratura fa sapere, e qui voi trovate quei famosi incontri dei servizi segreti con Di Pietro, gli americani, qui potete cucire questa maglia, no? Nel momento in cui la magistratura fa sapere che sta per fottere Craxi, ognuno ci mette un pezzettino a darle una mano. E col pezzettino che ognuno mette, Craxi finisce dal mametto. Ma c'era un ulteriore motivo per cui Craxi finisce dal mametto. Era antipatico Craxi. Craxi è uno che la sua principale sconfitta è non essere riuscito a superare il 15%, perché alla gente gli stava sulle palle. Là non c'erano complotti. Craxi non sfondava sul piano del consenso popolare. Poi bisognerebbe chiedersi la qualità di un popolo italiano che vota Berlusconi e non vota Craxi. Cioè, lì vorrei fare un ragionamento forse un po' diverso, ma siccome i risultati sono quelli e Craxi più del 12-13% non faceva, Craxi ha perso anche per colpa sua, perché se fosse stato più forte con questa facilità nel farlo fuori non ci sarebbe stata. Però rimane una cosa, che c'era stata una riunione su una bellissima barca inglese parcheggiata vicino Roma, ad Anzio, si erano incontrati 10, 15, 20 persone e avevano deciso che l'Italia stava diventando troppo forte con Craxi. L'Italia era arrivata tra i primi 5 soggetti economici del mondo. Anzi, aveva fatto la richiesta ufficiale per fare il G5. Voi sapete che esisteva il G7, adesso esiste il G4, ma il G4 è stato fatto dopo che hanno fottuto l'Italia e non hanno fatto il G5. E soprattutto, siccome era stato deciso dalla finanza internazionale l'operazione euro, ai fini dell'operazione euro ci voleva una persona che avesse questa ampia disponibilità a mettersi a 90 gradi, e non era Craxi. Voi sapete il commento che ha fatto Craxi alla telecamera un minuto dopo che hanno fatto l'euro? Che sarebbe stata una sciagura, ma perché lo pensava anche prima. Ma lo sapevano anche loro, che se andava Craxi e non Prodi, l'euro a 1036, quando è stato fatto, no? A 2000, non lo facevano mai nella vita. Il cambio a 1936 non lo facevano mai nella vita, mai. È come quando i supermercati vi vendono le cose al 99,99, vi girano le palle, perché lì c'è la fregatura, no? Allora, il problema era questo, e l'operazione è andata a buon fine. Cioè, l'operazione Craxi è andata a buon fine. Facendo l'operazione Craxi sono stati regolati anche degli altri conti, i vecchi conti Sindona, Cagelli, Calvi, e soprattutto
tutti quei paraculi della Democrazia Cristiana che pensavano che facessero fuori solo Craxi e non anche loro, hanno dovuto pagare dazio anche loro. Chi non ha pagato dazio sono i comunisti, che hanno fatto passare, pensate alla luce di quello che succede oggi, la teoria che Greganti fosse un ladro e loro non c'entrassero niente. Oggi li leggete i giornali, no? Sapete chi l'ha fatta quell'operazione? Un magistrato che è morto, si chiamava Gerardo D'Ambrosio, che poi è diventato senatore dei comunisti, che siccome un giudice che si chiamava Tiziana Parenti invece voleva mettere in galera mezzo partito comunista, come vice procuratore generale ha avvocato a sé l'indagine e l'ha chiusa così, che era solo colpa di Greganti. E poi è diventato senatore del Partito Democratico. Ora, che cosa è successo dopo? È successo che, eliminata chi era capace, ma io dico di più, conoscendo personalmente Bettino Craxi e avendolo frequentato anche ad Hammamet, vi posso garantire che Bettino Craxi non era ricco, cioè lui non si è messo in tasca dei soldi. Il famoso tesoro di Craxi non l'hanno mai trovato perché non c'è. I 13 miliardi che gli hanno trovato sul famoso conto svizzero erano i soldi, i piccoli, mentre i grandi partiti, i conti dei finanziamenti illeciti li intestavano ai segretari amministrativi, i piccoli partiti li intestavano ai segretari politici, tant'è vero che il conto del partito repubblicano era intestato alla Malfa Figlio, che c'è finito nei casini, e il conto del partito liberale era intestato a Renato Altissimo, ma perché era il segretario che se li intestava. Tanto è vero che Craxi a un certo punto, quando passò la consegna del Turco, cercò di passargli pure la consegna dei conti, ma del Turco, che era un po' fifone, disse no, non li voglio. Non scordandosi che un conto simile l'aveva anche quando era il segretario nazionale della UIL, perché anche i sindacati facevano i finanziamenti illeciti. Quindi che cosa succede? Succede che noi, per un insieme di meccanismi, nei quali il tanto vituperato debito pubblico che ci rinfacciano in realtà è solo un pretesto, perché l'Italia è un paese che ha un enorme debito pubblico e un enorme risparmio privato, no? Il che nella valutazione rischio paese un buon economista dovrebbe far pesare. Voi immaginate che il 70% degli italiani ha la casa di proprietà, il 24% dei tedeschi ha la casa di proprietà, che poi è uno anche dei motivi per cui i tedeschi si incazzano quando uno gli dice dovete essere più morbidi, perché loro dicono scusa ma venditi le case, cazzo, cioè, voglio dire, il problema è che questo è un paese strano, no? Dove l'economia del paese dovrebbe essere valutata diversamente e invece non lo è, perché quando vanno a trattare si calano le bracche, compreso l'ultimo che è andato, come si chiama? Quello che sembra un pretino, no, non sembra, ce l'avete presente quei seminaristi di 30 anni fa, no? Che giocavano, che poi si mettevano a giocare a palla sulla sabbia con tutta la tonaca, nei film li vedete spesso, e questo mi sembra Renzi a me, un pretino. E il pretino è andato là a calarsi le bracche pure lui, perché con un'Italia così dilaniata, così non consapevole delle proprie potenzialità, tu non puoi, un leader forte, l'Italia non se lo può permettere, perché una delle caste italiane se lo sbrana. Allora questi che sono dei pretini spretati, hanno paura di fare la fine dei Craxi, eccetera. No, cioè, diceva, io perché devo fare questo? Io vado là, mi calo le bracche, tiro a campare finché va e poi dopo si vede. Perché c'è questo cortocircuito dove i nostri media, il nostro sistema, non difende più lo Stato, l'istituzione. Non so se mi sono spiegato.
Quando hanno scoperto un sacco di magagne su Kohl, i tedeschi l'hanno mandato a casa, ma non l'hanno mandato in galera, perché era Kohl. Quando sono state scoperte un sacco, ma credetemi, un sacco di magagne su Mitterrand, i francesi, compresa l'opposizione, non l'hanno mandato in galera, l'hanno mandato a casa. Da noi Craxi è finito da Mamet, senza tener conto che aveva rappresentato un'istituzione, cioè il Presidente del Consiglio, e lo stesso succedendo a Berlusconi, che a me non è simpatico, non l'ho mai votato. Però io non posso immaginare che uno, quando fa il Presidente del Consiglio, ci abbia i carabinieri appostati davanti alla porta di casa sua per vedere con chi scopa. Cioè non posso immaginare una realtà come... perché non c'è rispetto verso non ciò che uno è, che sono fatti suoi, ma ciò che uno rappresenta, che sono anche fatti miei. E se lui lo rappresenta indegnamente, io lo mando a casa, non lo mando in galera, perché mandandolo in galera sputtano anche me, indebolisco la mia economia, il mio sistema. Invece qui, pur di prenderne il posto e di farsi la guerra, e non vale solo per Berlusconi, l'ha fatto lui agli altri pure, cioè è la mentalità che io contesto, non le persone. E la mentalità qual è? Quella di fottere Renzi per mettermi io al posto suo. E per fottere Renzi io mi alleo con i nemici dell'Italia. Non so se mi sono spiegato, per fottere Berlusconi, per fottere D'Alema, io mi alleo con i nemici dell'Italia, mi alleo con la stampa estera per sputtanarlo, mi alleo con i parlamentari europei per attaccarlo. Ma che logica è quella? Ma che popolo siamo? Gli facciamo l'articolo a 6 colonne quando quelli ridono di lui, pubblicamente, e poi l'abbiamo visto che faceva Sarkozy. Perché alla Merkel non gliela mettono una telecamera davanti alla porta come l'hanno messa a Berlusconi, perché sono le magagne di questi. Il candidato francese era Strauss-Kahn, quello che l'hanno denunziato più donne di quanti capelli ho in testa, purché, per quanto ne ho pochi. Ma voglio dire, cioè tu non puoi gestire le cose come vengono gestite in Italia, perché significa sminuire il tuo paese. Lo mandi a casa. Gli togli la pensione, gli dai una multa della Madonna, ma non lo fai andare ai servizi sociali, cioè voglio dire, non è così su un processo che gli hai fatto ad agosto cambiando i giudici, cioè ma che danno fai alla giustizia alterando così la certezza delle regole? La giustizia c'ha una sola certezza, non della verità, delle regole. Perché la verità, la giustizia non sempre l'accerta, no? Voi lo sapete, lo sappiamo, ma caspita, almeno le regole devono essere sempre quelle. Se tu mi dai una regola a me per cui un processo mio dura 40 anni e una regola a Berlusconi per cui 3 gradi di giudizio gli possono durare 3 mesi, guardate, questa non è... I processi di Berlusconi sono andati in prescrizione perché sono iniziati tardi. Siccome dovevano fotterlo, cercano di fotterlo in un modo ma magari viene assolto, cercano di fotterlo in un altro ma non ne aggiungono le prove. Alla fine cercano di trovare una cosa di tasse di 10 anni fa, iniziano il processo 10 anni dopo, per forza che parte si prescrive. Se tu un reato del 94 me lo contesti nel 2013, nel 2010, non devi dire che la prescrizione è colpa mia, perché tu hai fatto durare a Craxi 3 gradi di giudizio, si sono esauriti nello spazio tra il 1994 e il 1997. Qualcuno di voi ce l'ha qualche causa in corso? Cioè dal 94 al 97 gli hanno fatto primo grado, secondo grado e Cassazione. Qualcuno di voi ce l'ha qualche causa in corso? Può dire che sia andata così? Quindi è sbagliato se a qualcuno di voi dura 20 anni, ma è anche sbagliato se a qualcuno dura 3. O meglio, sarebbe giusto che durasse a tutti 3. Con una certezza di regole però, con una certezza di regole.
Certezza di regole che in Italia è stata travolta perché in Italia esiste una casta irresponsabile, impunibile. Guardate, Renzi fa un'affermazione, dice stipendio massimo, dovete sapere una cosa, i magistrati fanno carriera per anzianità, non per merito. Significa che chiudono tutti allo stesso grado di carriera. Cioè, il magistrato è uno che la medaglia d'oro la vince comunque. Sia che arriva primo, sia che arriva ottavo, sia che non arriva, la medaglia d'oro la vince. Così funzionano le Olimpiadi dei magistrati, no? E il grado finale, che è giudice di Cassazione, comporta il fatto che se hanno avuto anche incarichi dirigenziali, e la maggior parte ci arriva, avevano un tetto di stipendio possibile di 330.000 euro all'anno. Renzi dice, vabbè, glieli riduciamo a 240.000 e il presidente del sindacato dei magistrati dice che viene attentata all'indipendenza della magistratura. No? Nessuno di voi è indipendente se non guadagna almeno 330.000 euro all'anno. Scusa, che cazzo di indipendenza? Avete libertà, no? Se io domani vengo e vi dico, volete guadagnare 240.000 euro all'anno? Voi mi dite, no, ma sei cretino, io assolutamente ne voglio 240.000. Ma stai scherzando? Se no non sono indipendente. Se poi ci aggiungete al fatto che c'è una storia che non vi raccontano. Processo Tortora. I giudici sono due quelli che sbagliano. Si chiamano Di Persia e l'altro mi pare che si chiamasse proprio Di Pietro, ma non era parente, credo. Questo Di Persia, 15 anni dopo, viene nominato procuratore generale alla Cassazione. E la figlia di Tortora, Silvia, non Chiara, quella che fa la giornalista, la intervistano e dice: a me sembra una vergogna. Il magistrato Di Persia la querela e i suoi colleghi condannano la signora Silvia Tortora, esaurendo 3 gradi di giudizio in 2 anni, a pagare 40.000 euro di danni al magistrato che aveva fatto il processo a suo padre. Questo per farvi capire il livello a cui sono arrivati. Voi sapete che nessun giornalista va in galera per diffamazione, no? E vi devo dire la verità, io non perché ho fatto anche il giornalista, ma a me, io ritengo che se gli dai una pena economica va bene, ma mettere un giornalista in galera, cioè voglio dire, che cosa succede? Succede che in tutta la sua vita Sallustri, quello del giornale, ne ha combinate di tutti i colori, no? È anche uno che ha cambiato bandiera, perché è colui che ha raccolto la soffiata per cui a Berlusconi gli ha fatto cadere il governo con l'avviso di garanzia quando aveva il G8 a Napoli, il giornalista che ha pubblicato sul Corriere della Sera, ed era lui che parlava con i magistrati. Poi ha trovato chi lo pagava di più e ha cambiato bandiera, ma questa è una storia che conosciamo. Ma prescindete dalla persona, Sallustri la fa sempre franca da tutte le condanne delle diffamazioni finché non viene denunziato da un magistrato. Lì si becca 3 anni di galera, senza benefici. E lo stavano mandando in galera veramente. Se non era Sallustri, che comunque ha avuto un giornale dove la cosa l'ha strombazzata e una casta come quella dei giornalisti che l'ha difeso, se voi gli pestate un callo a un magistrato, guardate che voi ci andate in galera, anche per una fesseria, perché gli altri magistrati gli tengono bordone. Poi uno dice la casta sono solo i politici, loro pigliano uno stipendio che è più alto dei politici, quando sbagliano non pagano, si coprono a vicenda anche sulle malefatte, e ve ne posso citare migliaia di questi casi, ma perché loro non si possono chiamare casta? Per me sono una casta. Con una cosa in più, che siccome ormai hanno piena libertà di violare anche delle libertà costituzionali, sono una casta eversiva, perché con la loro attività possono alterare la vita democratica di questo Paese, più di qualunque altra casta che esista in Italia, più di quelli che pigliano le tangenti per fare l'Expo, fanno più danno.
Quindi l'Italia, oggi come oggi, sicuramente ha come nemico quei poteri di cui vi ho parlato che ci sono, ma coloro che si dovrebbero opporre a questi poteri fanno tutt'altro. Non so se mi sono spiegato. Coloro che, non tutti, per carità, ci sono delle brave persone, c'è gente che muore nel fare il mestiere che fa, e questo vale per tutti i mestieri. Però il problema è che la parte predominante, cioè la parte emergente, sapete com'è? In Italia chi fa la voce più grossa risulta di più. Magari ci sono centinaia di magistrati che fanno il loro dovere, che non fanno male a nessuno, che cercano di fare... Io ne conosco tanti, avendo fatto l'avvocato, però nessuno di questi ha fatto carriera, nel senso che non hanno mai avuto cariche dirigenziali. Il miglior magistrato che abbia mai conosciuto, lo stesso anno che io ho deciso di smettere di fare l'avvocato perché mi ero un po' rotto le scatole, ha deciso di smettere di fare il giudice, adesso fa lo psicanalista. Pensate, si chiamava Gianni Perrotti, era un magistrato diventato famoso perché aveva avuto il coraggio di inquisire l'arbitro Bergamo che aveva sospeso Milan-Napoli e l'aveva sospesa per non farla rigiocare, iniziato il secondo tempo, nonostante nel primo tempo la nebbia fosse terribile. E lui aveva messo nel referto che lui la nebbia non l'aveva vista nel primo tempo. Allora questo Perrotti, che era allo stadio col figlio, si è girato di palle e l'ha inquisito d'ufficio per falso in atto pubblico, perché i referti degli arbitri sono equiparati agli atti pubblici. Sono atti privati aventi rilevanza pubblica, perché ai tempi c'era il Totocalcio e quindi avevano un effetto sulle finanze pubbliche. E lui lo inquisì e costrinse quest'ambito a dire coram populo che era stata la federazione che gli aveva detto che siccome la partita non si poteva rigiocare, tirasse fino al secondo tempo, fottendo così il biglietto a tutti quelli che l'avevano pagato, perché dopo non si ripete dopo il secondo tempo. E quindi questo era un giudice che aveva preso un sacco di posizioni particolari. E contemporaneamente una volta gli analisti, c'erano gli psicanalisti che dovevano essere laureati in medicina e gli analisti che non serviva che fossero laureati in medicina perché davano solo una specie di consulenza. Poi con una legge successiva sono stati equiparati, per cui adesso ci vuole la laurea per entrare, ma quelli che erano già dentro li hanno convalidati. Lui appena hanno fatto questa legge si è cancellato dalla magistratura, si è messo in pensione e ha iniziato a fare lo psicanalista. E io ogni volta che lo incontro gli dico, vedi meno matti adesso di quanti ne vedevi. Lo psicanalista non si occupa di matti, però era per fare la battuta, chiaramente. Terminiamo questa trattazione facendo capire che l'Opus Dei e la massoneria si mettono alla fine d'accordo e fondano una banca che si chiama IORRO. Lo IORRO nasce perché durante il papato di Paolo VI, credo, ve lo dico subito, no, durante il papato di Pio XII vengono fatte due cose che vengono deliberate nel 1942, poi eseguite nel 1950. Uno, la Chiesa e la massoneria decidono di avere un organo che pochi conoscono di gestione comune delle cose e quindi di far affluire personaggi dell'Opus Dei e personaggi della massoneria in una specie di ordine di cavalieri che si chiamava Ordine di San Maurizio e Lazzaro, di cui sono stato anch'io priore, perché in quanto gran maestro mi hanno fatto fare carriera pure lì, quindi lo conosco bene. Però io lo sono stato quando il responsabile di quest'ordine era un galantuomo, che era un cardinale che si chiamava Cardinale Oddi, era di Genova. Poi, non appena hanno deciso che con lo IORRO dovevano fare un po' di porcherie, e hanno nominato Marcinkus, perché questo cavalierato qui era collegato con lo IORRO, con la Banca del Vaticano. Non appena hanno deciso che con lo IORRO dovevano fare un po' di porcherie, hanno fatto fuori, il primo che hanno fatto fuori il Cardinale Oddi, per cui io poi non ci sono andato più, non sono più andato alle riunioni.
e hanno messo a capo dello IOR un personaggio che si chiamava Marcinkus, che è un personaggio che adesso, in questo momento, è a New York che gioca a golf, perché ha il campo da golf personale. Credo che sia morto, ma comunque fino a pochi mesi fa giocava a golf nel suo campo da golf personale, aveva una casa. Voi sapete quanto deve essere grande un campo da golf? Se volete ve le dico le misure, non ve le potete neanche immaginare. Lui aveva la casa col campo da golf, la piscina, il campo da golf. E questo Marcinkus, che non era massone, ma era dell'Opus Dei, ma è irrilevante perché se anche fosse stato massone, tanto la banca era in comune, quindi voglio dire. Però in realtà la Chiesa ha sempre avuto la tendenza, il ruolo più importante, di farlo avere a uno dell'Opus Dei. E quindi lo IOR ha cominciato a operare come una banca normale. Lo IOR non ha fatto niente di più grave di quello che fanno tutte le banche del mondo. Sappiatelo. Sappiate che una delle prime cose su cui ha messo le mani il potere mafioso è sul potere bancario. In tutti gli anni 60, 70, anzi il capo della mafia di allora, che si chiamava Stefano Bontade, è un signore che veniva ricevuto in pompa magna dalle principali banche d'affari europee, Credit Monégasque, Lazard, quella di Prodi come si chiama? Quella che è fallita è la Lehman Brothers, l'altra si chiama Goldman Sachs. Allora, tutte le principali banche d'affari europee, Stefano Bontade lo ricevevano come se fosse Onassis. Tutti i principali enti economici di questo Stato hanno fatto affari con la mafia, a cominciare dalla RAI. Nella RAI c'era il rappresentante della mafia, si chiamava Vanni Calvello, era una specie di principe barone palermitano, che era quello che curava i rapporti con la mafia per la RAI. Ma questo non adesso, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, cioè non sono cose, non a caso Andreotti per farsi assolvere ha messo tutti gli ambasciatori americani dal dopoguerra come testimoni, no? Cioè, e dopo l'hanno assolto. Perché tu non puoi andare a processare una persona per mafia quando sai benissimo che gli americani sbarcati in Sicilia hanno fatto sindaco di Mazzara del Valle Vito Genovese, che era il numero 2 di Cosa Nostra. Come fai? Non puoi immaginare, non puoi neanche lontanamente immaginare, tu devi fare, se tu ti metti a fare il processo al passato di questo tipo, non esci più da questa storia. Devi metterti a processare il presente e quello lo devi processare bene. Devi mettere un punto fermo. Solo che questo in Italia è avvenuto per certe parti e non è avvenuto per altre. Per esempio, pensate che se non avessero messo l'amnistia dell'89, pensateci, essere processati per finanziamento illecito perché io prendo dei soldi per favorirti poi dopo quando sarò parlamentare in qualche cosa, è un conto. Essere processati per alto tradimento, perché io prendo dei soldi dall'Unione Sovietica e invece faccio parte della NATO, è un altro. Per quello è alto tradimento, non è finanziamento illecito, no? E quindi che cosa succede? Che nell'89 viene fatta un'amnistia. L'amnistia perché viene fatta? Perché la democrazia cristiana che pigliava i soldi dall'America e il Partito Comunista che pigliava i soldi dalla Russia dicono: siccome non ne arriveranno più e di questi non ne prendiamo più, chiudiamo la vicenda. Non so se mi sono spiegato. Quello è il motivo dell'amnistia dell'89. L'89 crolla il muro e fanno l'amnistia, perché sono contenti. Ma invece il problema vero
che poi arriva al problema di oggi, non è un problema tanto di storia criminale di questo Paese, ma è di storia non governata di questo Paese. Nel senso che noi non è che siamo governati male, non siamo governati, che per certi aspetti è peggio. Perché poi sapete, il male e il bene sono due cose relative, no? Esiste una bellissima versione del dottor Jekyll e Mr. Hyde di uno scrittore russo che si chiama Bulgakov, che era un grosso umorista, dove il dottor Jekyll diventa Mr. Hyde, no? E deve compiere il male assoluto, cioè, ogni sua azione deve essere rivolta al male. Allora affonda la mano nella vasca del pesce rosso, lo tira fuori e dice adesso lo do al gatto. E poi va in crisi perché dice no, così il gatto gode. No. Cioè il male e il bene sono due concetti, anche quelli non molto assoluti. Talmente non assoluti che cose che ci sembrano scontate potrebbero non esserlo. O meglio, lo sono comunque per quanto mi riguarda, ma lo sono perché io sono fatto così, non perché è assoluto che è così. Socrate era uno che andava con i ragazzini, tant'è vero che è lui che ha corrotto il giovane Alcibiade, lo dicono gli storici, non lo dico io. Ma Socrate non è stato condannato per questo. È stato condannato per altre cose che venivano considerate più gravi all'epoca. Ad esempio quelle di mettere in discussione determinati dogmi che regolavano la vita sociale dell'epoca. E tra questi dogmi non c'era quella di lasciare in pace i bambini. È chiaro che al nostro modo di vedere questa qui è una roba abnorme. Per quanto mi riguarda, io potrei passargli sopra con la macchina a uno che molesta i bambini e poi magari passare anche in retromarcia per finire il lavoro. Ma il problema è che però so perfettamente, sono consapevole che io sono fatto così ora, ma che il mondo non è sempre andato così, perché è una verità, non perché me la sono inventata io. E quindi nel momento in cui si apre questo varco, no? Io capisco che forse essere governato male è meglio che non essere governato. L'ideale sarebbe essere governato bene, ma... E sapete per essere governati cos'è che è necessario? È necessario che alla fine qualcuno abbia il potere di decidere, che si sappia chi è chi decide e che il potere democratico, se questa persona la sua decisione si rammostra sbagliata, alla prossima volta lo possa lasciare a casa. No? Sapete che c'era una vecchia battuta di Enzo Jannacci, bellissima, che era un mio grande amico, a cui ho voluto molto bene, che diceva, lavorando sull'assurdo, no? Che le condizioni di un essere umano per essere felice è che trovi una persona che lui ami e che trovi una persona che lui desidera fortemente, che trovi anche una persona con cui lui va molto d'accordo e che queste tre persone non si incontrino mai tra di loro. E lì c'è il senso vero di guardare le cose come stanno, no? Nel senso che noi facciamo sempre tanta poesia su tutte le cose, però poi la vita non è fatta di poesia, la poesia sono momenti, ma la vita è una prosa, è una quotidianità. E noi vorremmo che questa quotidianità venisse scandita dandoci delle certezze che noi oggi non abbiamo. Non abbiamo certezza nella giustizia, non abbiamo certezza nel nostro potere economico perché non sappiamo chi lo governa. Chi governa il nostro potere economico? Non più la Banca d'Italia. La Banca Europea? Sì, ma chi governa la Banca Europea? Siamo sicuri che la governa quello che sembra che la governa adesso? Allora, noi dovremmo chiederci, in questo mondo globalizzato,
tornare a fare la domanda dell'inizio. È colpa delle persone o ci sono dei dati strutturali da mettere a posto? Perché finché noi cerchiamo i colpevoli nelle persone e ci accorgiamo che poi pensiamo di averli trovati e pensiamo anche di averli puniti e poi dopo non succede niente, allora dobbiamo porci il problema di come funzionano le nostre strutture. Io in generale penso che non funzioni il consumismo, cioè in generale io penso che il sistema consumistico non funzioni, ma in particolare in Italia io penso che non ci sia neanche solo un sistema consumistico, c'è anche un sistema fondato sull'assoluta casualità, per cui uno di voi ha un problema giudiziario e paga un prezzo 10 volte superiore a quello che ha fatto, altri 10 di voi non ci incappano e la fanno franca, a secondo del momento, del posto, della situazione. E questa non è una cosa che ci dà molte certezze, noi non abbiamo certezza neanche sul come pagarle le tasse, perché io che ho fatto il giudice tributario dal 1988 a praticamente 3 anni fa che mi sono dimesso, ed ero giudice tributario di secondo grado, cioè ero il massimo grado del merito, perché poi dopo c'è la Cassazione, vi posso garantire che ho dovuto fare dei salti mortali per rendere logico quello che dovevo decidere o quello che dovevo fare. Perché noi abbiamo una legge che dice una cosa, una che ne dice il contrario, una che ne dice una diversa dalle prime due. Siamo l'unico Stato che ha la legislazione fiscale talmente complicata che non la capisce neanche uno come me che la dovevo applicare. In certi momenti io leggevo delle cose e dicevo, ma aspetta, chi l'ha scritta avrà voluto dire qualcosa, no? Cioè, devo capire cosa ha voluto dire, però sono sicuro che siccome poi non è che noi abbiamo un legislatore che possiamo pensare che va ai rave party e si prende le pasticche, cioè voglio dire, devo anche capire che magari sono persone di una certa età, quindi magari qualcosa avranno voluto dire. Noi veramente viviamo questa situazione e sapete perché la viviamo? Perché ogni cosa che facciamo c'è uno zampino di una banca, uno zampino di un prete, uno zampino di un massone, uno di un magistrato, uno di un ladro, uno di uno che la vuole fare franca, uno di uno che non vuole farla franca a quello di prima, e allora ognuno ci aggiunge una parola e alla fine non si capisce più niente. Non avrei dovuto dire niente, però ne ho dette già troppe di parolacce stasera. Quindi voglio dire, allora capite che questa maniera qui, quando un legislatore si può alzare una mattina e dire, caro italiano, tu al 30 maggio, se mi dici che hai guadagnato 10, devi pagare 2, devi pagare 3, basta. Già a me se non mi fai mantenere un commercialista. L'Italia è l'unico paese al mondo. Per quale complottismo, secondo voi, l'Italia come unico paese al mondo c'ha i notai? Non esistono i notai all'estero. In Svizzera li fanno gli avvocati, cioè gli avvocati automaticamente sono i notai. In Francia li fanno i giudici, i funzionari statali. Cioè il notaio c'è solo in Italia, io non ho niente contro il notaio, magari ce n'è uno qui dentro che poi mi mette sotto con la macchina, però l'abbiamo solo noi il notaio. Noi abbiamo difficoltà a farci approvare i nostri atti all'estero perché sono fatti dai notai. E in Francia ci dicono ma perché non lo fa l'ufficio comunale? E in Svizzera ci dicono ma perché non lo fa normalmente un avvocato o un ufficio comunale? Cioè noi siamo l'unico paese al mondo dove tu ti presenti per far autenticare una copia in comune e non te la fanno perché lo devono fare i notai. Cioè perché? Perché il rogito lo devono fare i notai e non te lo puoi fare all'interno di una banca se fai il mutuo o con qualunque tipo di funzionario statale? Cioè gli atti pubblici li fanno i pubblici ufficiali, abbiamo tanti impiegati che non fanno niente. Dici che dobbiamo licenziare 70.000 impiegati pubblici, facciamogli fare i rogiti. Fanno gli avvocati, sono laureati in legge, si iscrivono agli avvocati, se la giocano. I notai sono una categoria, ragazzi, i notai sono una categoria che ha un reddito garantito, perché tanto tu ci devi, se qualcuno di voi è mai andato da un notaio perché è bravo, voi andate da un notaio che conoscete.
Quello, non so se mi spiego, non è così che funziona il mondo. È una tassa privata messa su un interesse pubblico. Solo in Italia. Perché una persona monoreddito deve pagare un commercialista se non la dichiarazione di... Monoreddito significa che le tasse le deve pagare con 4 righe. 4 righe. Quanto guadagni? 20? Paghi 4. Cos'altro devi scrivere? Eppure questo non viene fatto. Ma vi parlo delle tasse, per non parlare delle... E tutto questo sapete perché? Perché ci sono le banche, quei poteri lì, le robe, perché ognuno va a pregare, a chiedere, a fare, a dire. Gli avvocati, quando sono diventato io avvocato a Milano, eravamo 2.500, adesso sono 45.000. Ma allora perché gli fai fare un esame? Liberalizzalo completamente. Il laureato in legge che vuole si iscrive all'albo e fa l'avvocato, poi il più bravo vincerà. Queste soluzioni a metà, no? Che tu non gli fai il numero chiuso, diventano 45.000, muoiono di fame come se fosse il numero libero e magari certi entrano alla professione 6 anni dopo perché hanno la sfiga di fare l'esame dove vengono bocciati. Ma perché? Non ha senso, noi facciamo delle cose che non hanno senso e le facciamo così perché il dato è strutturale, perché il vero complotto, il vero potere forte è la struttura, non sono le persone. E noi sotto il profilo della struttura abbiamo una struttura burocratica che ha le stesse prerogative del basso impero romano del 300-400 d.C., dove dovevano fare 8 pagine di pandette per giustificare un cavillo. Se noi cercassimo di cambiare un po' mentalità, di fare anche un po' di cose scomode, perché alcune cose sono scomode. A Milano non si trova un taxi a pagarla a peso d'oro, poi dici do più licenze e la gente si incazza. Ma se non si trova un taxi, che cosa devi fare? O ti organizzi diversamente e mi fai capire come, o io do più licenze. Io ho provato a fare 4 ore di coda per pigliare un taxi alla stazione Termini di Roma. Allora ho chiesto a tutti quelli che c'erano lì, ma è normale, è sempre così, o ci sono capitato io per uno di quegli ignobili sorteggi che... E questo mi ha detto no, veramente ogni giorno è così. Dico no, e allora non va bene. E siccome noi siamo fatti così, perché il dato è strutturale, non c'entra niente Gelli, Sindona, è il dato strutturale, noi dovremmo essere in grado di modificarlo. Facciamo la nostra pausa, tanto io gli argomenti ho visto che li ho esauriti tutti, quindi... Buonasera. Allora, lei ci ha parlato del caso di Craxi, dell'attacco a Craxi. L'attacco a Craxi è paradigmatico, se si segue la politica si vede che molto spesso un politico viene attaccato e distrutto con questi sistemi. Quello che io non capisco e che succede ogni volta è che il politico attaccato non si difende. Craxi non ha spiegato, quando si è preso le monetine davanti a Rafael, le cose che ci ha spiegato lei adesso, ma questo succede sempre e vorrei sapere perché l'attaccato accetta di essere distrutto senza difendersi e senza spiegare le cose. Allora, ci sono 2 fasi nella storia di Craxi. C'è la prima nella quale lui si è difeso in Parlamento, dove è andato a dire chi può dire di voi di non aver fatto tutto quello che ho fatto io si alzi in piedi e non si è alzato nessuno. Neanche i leghisti si sono alzati, Neanche i leghisti si sono alzati. E questa è la prima fase. La seconda fase di tutta questa storia è quando a Craxi sono stati minacciati i figli. Craxi aveva già deciso di andare in televisione e di tirar fuori tutta una serie di carte, tra cui c'era un famoso dossier di Pietro
che lui diceva che era la carta vincente finale, perché dimostrava che Di Pietro era il prodotto di quel tipo di organizzazione. Lui chiamò due personaggi per fare questa operazione. Chiamò Mentana direttamente, non passando tramite Berlusconi, perché Mentana era stato collocato a Rai 2 da Craxi. E siccome io quel giorno in via del Corso c'ero, lo posso testimoniare. Poi chiamò l'allora giornalista che lui apprezzava di più, che collaborava era passato dalla Repubblica al Corriere della Sera, che si chiamava Paolo Mieli, per fare un'intervista di 2 pagine col Corriere della Sera, dopodiché chiamò la Rai, nella quale c'era una persona a lui vicina che era un giornalista che si chiamava Giancarlo Santalmassi, che avrebbe dovuto fare questa intervista, che invece poi lui cambiò idea e decise di fare con Minoli e poi non fece. Non fece perché quella notte successero 3 cose. A casa della figlia Stefania si introdussero delle persone che bruciarono tutti i suoi vestiti. A casa di suo figlio Bobbo si recarono delle persone che razziarono completamente tutto quello che c'era e nella sua casella delle poste gli fu scritto che se lui faceva quelle interviste avrebbero pagato i suoi figli. Una delle cose che la gente non vi dice, e invece vi dico io, che non sono mai stati pubblicati, è che è lo stesso messaggio che avevano ricevuto altri personaggi di Tangentopoli che avevano deciso di parlare e si sono suicidati. A quel punto Craxi decise di telefonare a Cossiga. Cossiga aveva un grosso complesso di colpa nei confronti di Craxi perché lui sapeva cosa stava accadendo, tant'è vero che si era precipitato a fare senatore a vita Giulio Andreotti e Gianni Agnelli per evitare che in Tangentopoli ci finissero dentro anche loro, ma non si era premurato di avvisare Craxi. E Cossiga a sua volta contattò il capo della polizia dell'epoca che si chiamava Salvatore Parisi, il quale era un mediatore per eccellenza e fece un'abile opera di mediazione tra Di Pietro, il pool di Mani Pulite e Craxi per concordare la latitanza concordata, cioè per concordare che Craxi se ne andasse ad Hammamet normalmente, non avrebbe parlato, se ne sarebbe andato ad Hammamet e solo mesi dopo, precisamente 3, ci sarebbe stato l'ordine di carcerazione, la chiusura delle sue cose, il mandato di cattura e poi l'ordine di carcerazione. I magistrati sapevano benissimo che Craxi andava ad Hammamet, ma Craxi è andato ad Hammamet col suo passaporto, d'altro canto ci andava spesso, c'era a casa sua, cioè voglio dire. No? E addirittura ci fu un'azione dell'allora Ministero degli Esteri italiano, che non mi ricordo chi era, che concordò con Ben Ali, che era il dittatore tunisino, e praticamente l'Italia non ha mai avviato un'azione di estradizione di Craxi. Il pool di Mani Pulite non ha mai chiesto l'estradizione di Craxi. Voi avete visto che con Dell'Utri si sono precipitati. Non è stata mai richiesta perché quella roba lì era stata concordata. Ovviamente Craxi ha mantenuto la libertà ad Hammamet di tuonare, perché poi bisogna averlo conosciuto Bettino, no? Cioè, la libertà di parlare se l'è tenuta, ma lui in realtà è stato intimorito sul piano dei figli, nel senso che sono stati minacciati, lui ha ritenuto quella minaccia concreta, ci sono state molta gente che si è ammazzata su Mani Pulite, o forse è stata ammazzata, perché io per esempio che ero nel processo e ho potuto guardare anche gli atti non pubblicati, è la prima volta che come nel caso di Raul Gardini vedo qualcuno che si suicida con 2 proiettili mortali alla tempia. No?
se sono due non sono tutte e due mortali, no? Cioè, siccome i medici legali possono benissimo stabilire qual è, cioè uno come fa a sparare, se si sta sparando, no? Alla tempia e sono tutte e due mortali, il secondo come è partito? No? Ecco, queste sono le cose che io ho visto su Mani Pulite, ma ne potrei dire delle altre. Forse Gardini stava per dire chi è che portò il famoso miliardo a Botteghe Oscure, chi lo sa? Sa, quelli sono meccanismi, il potere è astratto, è automatico. Ci sono meccanismi nei quali entri e magari ti ammazza il nemico che meno ti aspetti. Tu non sai che calli stai pestando, di chi sono, perché, da dove vengono quei soldi, chi è in affari, chi è socio, chi non è socio. Tu magari pensi di fare uno sgarbo a Tizio e si incazza Caio, che tu non sai che è in affari con quello. I meccanismi del potere sono complessissimi, sono di una complessità inaudita. E navigarci dentro. Sai, io ho frequentato una vecchia scuola di yoga in Nepal, dove il mio maestro mi ha detto: tu devi fare una scelta nella vita, tanto ci sono due modi di vivere, si vive per essere o si vive per potere. Se tu vuoi fare delle cose per essere, fai determinate cose, se vuoi fare delle cose perché vuoi potere, vuoi essere potente, ne fai delle altre. Tutte e due le scelte sono legittime, che sono karmiche per certi aspetti. Però da queste scelte derivano delle conseguenze. Se uno sceglie di fare le cose per potere, neanche quella è una scelta facile, perché devi navigare nel mare più. Io sono uno che si è ritirato dalla massoneria, vive a Locate Triulzi, 2 cani, la compagna, nei miei libri. Ogni tanto qualcuno mi telefona e mi dice: ma sai, volevo raccontarti questa cosa. Dopo che me l'ha raccontata io dico: guarda che adesso mi dimentico tutto quello che hai detto, perché non sono fatti miei. Nel senso che voglio vivere tranquillo, cioè ho altri interessi, non me ne frega niente, vengo a sapere delle cose e me le dimentico. Ma se avessi deciso di vivere per potere e di rimanere dove ero, o anzi magari di disegnare un percorso di dove ero, non avrei avuto una vita facile. Non è una vita facile. Sì, è una vita facile perché sai sempre come pagare le bollette. Però non è una vita facile perché non sai mai da dove ti arrivano le coltellate. Cioè, sai, in ogni cosa ci sono pro e contro, no? Tu puoi dire: la vita è bellissima se faccio il contadino, ma poi possono arrivare le cavallette, no? Cioè, è la natura che è così. Craxi non si è difeso in queste due fasi per due motivi. Se voi ve l'andate a scaricare, vi accorgete che quando Craxi ha accettato di deporre nel processo Cusani, dove già l'accordo l'avevano fatto, Di Pietro è stato criticato perché l'interrogatorio era mite, era troppo rispettoso. In realtà era il segnale che aveva chiesto a Craxi a Salvatore Parisi per non fare le interviste. Che dice: io le interviste non le faccio, ma a parte il fatto che lasciate in pace i miei figli, non voglio finire in galera, perché se finisco in galera, poi dopo lo so, io so come sono fatto, mi incazzo, parlo e mi ammazzano i figli a me. O mi ammazzano a me, no? Babba, un tazzino di caffè, una camomilla. Come è morto Sindona? Come è morto Papa Paolo, Giovanni Paolo I? Ti portano una camomilla alle monache, sei perfetto, guarda. La camomilla fa bene, sai, non è che... Altre domande? Salve, lei ci ha descritto finora un meccanismo dove in realtà non esiste assolutamente alcun tipo di democrazia e tutto quello che è accaduto all'Italia dal secondo dopoguerra fino ad oggi è frutto di decisioni massoniche, lasciando perdere tutti gli avvenimenti del passato, per cui la ringraziamo, abbiamo sentito in retroscena, che poi in realtà sono le vere cause, i motivi per cui ci troviamo oggi così. Parliamo delle cose attuali e dell'immediato futuro. E la domanda è questa: se ritiene che l'applicazione a partire dal prossimo anno del Fiscal Compact e il completamento del programma del MES, unitamente agli altri programmi, diciamo, del transatlantico, possono portare alla desertificazione industriale di questo Paese per una scelta di natura sovranazionale
e di ridurre l'Italia nient'altro che un paese per fare solo del turismo, dove le altre specializzazioni saranno la Germania per la manifattura industriale, la Francia per l'agricoltura, quindi l'Italia diventerà di fatto un paese dove tutti noi giovani che vogliamo aspirare ad avere un futuro è meglio che ce ne andiamo. Ma non solo, gli ultimi 3 governi sono stati nominati dai massoni, non c'è stata partecipazione democratica, quindi vogliamo sapere che speranza ci può dare per Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle. Guardate che le cose sono andate come sono andate in Italia, non per colpa dei preti, dei massoni o della mancanza di democrazia. Noi abbiamo una democrazia rappresentativa e abbiamo sempre pensato che la democrazia rappresentativa consista nel fatto che noi ogni tanto andiamo a votare, votiamo dei tizi che poi fanno quello che vogliono perché tanto noi non li controlliamo. Se noi fossimo stato un popolo veramente democratico, avremmo fatto tesoro di quella bellissima frase di Giorgio Gaber che dice libertà e partecipazione. I partiti fanno dei congressi, i partiti eleggono delle persone e questo lo fanno in piena libertà perché tanto noi non ci andiamo, noi non siamo democratici perché non partecipiamo, non conosciamo la nostra Costituzione, non conosciamo i nostri diritti, non studiamo l'educazione civica. Noi, la colpa di quelle cose che non vanno in Italia, il primo imputato si chiama popolo italiano. E finché il popolo italiano penserà che può esistere una democrazia rappresentativa senza partecipazione, e la corretta partecipazione è andare nel partito che configura la propria ideologia, cosa che noi non abbiamo mai fatto. Questi signori hanno potuto fare i congressi con gli elenchi telefonici dove c'erano i morti, perché tanto noi non ci andavamo. Qualcuno di voi è mai andato a un congresso del partito che ha votato? Qualcuno di voi è mai andato a capire chi eleggevano segretario provinciale, segretario regionale, segretario nazionale? Ma questo non vale solo per un partito. Io non sto dicendo che voi la dovete pensare bianca o rossa, perché a me non me ne frega niente. Il problema è che comunque la pensiate, non potete immaginare che questo modello democratico possa funzionare senza la vostra partecipazione. E la vostra partecipazione non consiste nel fatto che ogni 4 anni andate e mettete una croce. Questa classe dirigente è lo specchio di questo popolo. Punto. Quindi, se questo popolo cambia, la classe dirigente cambia. Se questo popolo non cambia, la classe dirigente non cambia. Primo punto. Secondo punto, fiscal compact. Se noi avessimo una classe dirigente degna di questo nome, andrebbe in Europa e non farebbe rivedere il fiscal compact che è giusto e non farebbe rivedere neanche la norma costituzionale del pareggio di bilancio che è giusta, farebbe rivedere i parametri. Perché il fiscal compact, se nei parametri economici noi consideriamo la patrimonializzazione del nostro patrimonio artistico, che è il più grande del mondo, e la patrimonializzazione del nostro patrimonio privato di risparmio in beni e denaro, che è il più grande del mondo, noi a quest'ora avremmo dei parametri economici che attirerebbero gli investimenti esteri e non li respingerebbero. Questo non lo stiamo facendo perché noi siamo governati dalle stesse persone che guadagnano speculando sui nostri guai e questo è per colpa nostra, non per colpa di altri, perché queste persone o ce le abbiamo mandate noi con la nostra partecipazione o hanno potuto andare perché non c'è la nostra partecipazione. Quindi che abbiamo peccato di azione o che abbiamo peccato di omissione, finché non ci assumiamo le nostre responsabilità, non ne usciremo. Ma non perché la speranza te la deve dare qualcun altro. Mi sono spiegato? No, non mi sono spiegato.
Sì, no, ma scusa, no, aspetta Rinaldo, noi stiamo sviscerando un argomento qui con lui. Tu hai fatto un riassunto delle 3 conferenze che abbiamo fatto, perché l'ultima volta abbiamo fatto la truffa delle tasse e l'inganno della politica, in cui tutte queste cose qui, dal Fiscal Compact al MES, tu lo sai perché sei venuto più di una volta e anche al seminario, le abbiamo viste più che abbondantemente. Poi lui può dare un'opinione, ma se le persone vogliono capire esattamente come stanno le cose, servono quelle 2 ore e mezza, 3 di conferenze, lo sai, insomma. Da quello che ha detto lui finora mi sembra che ci sono poteri occulti che governano i processi decisionali, ci sono persone che arrivano sulle strutture... E com'è che li possono governare? Li possono governare perché il popolo non c'è, è assente. Ma non è vero, certo loro sono ricattabili, ma tu sei ricattabile? No. Se tu 10 anni fa pensavi che il partito X fosse buono, perché non sei andato al congresso a cercare di capire che stava succedendo? Tu non ci sei neanche andato. Tu ai partiti del passato che hai votato, ai congressi non ci sei andato. Di che cosa parlavano? Non lo sai. C'era qualcuno che la rappresentava, secondo lei? Oh, Madonna mia, tu avrai votato qualcosa in vita tua in passato? Certo, però non Fermati, l'orgoglio di non aver mai... fermati, chi si è colluso e fermati, fermati. Hai votato qualcosa? Bene. benissimo governo Veneto. Benissimo. Sei andato a vedere le persone che tu votavi, se facevano dei congressi, di che cosa discutevano, cosa deliberavano, chi nominavano segretario, chi facevano? No. Una democrazia rappresentativa non può vivere così, è destinata a farsi comandare da gente che viene dalle catacombe. Non può vivere, non è possibile. Ma la mentalità italiana bisogna cambiarla, altrimenti l'Italia è giusto che ritorni a essere quello che diceva Metternich al congresso di Vienna, un'espressione geografica. Punto. Basta, fine del discorso. Sai, Cavour, fatta l'Italia, disse: fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Cavour aveva un suo piano per fare l'Italia, il problema poi è che è crepato. Cioè, prima di poter fare il piano, che non era quello che è stato fatto dopo, Cavour era un massone, però era una persona intelligente, non veniva dalla piena. Non era come Garibaldi, che era... Cavour era un intelligente, il piano l'aveva fatto lui. Il risorgimento l'ha fatto Cavour, non Mazzini e Garibaldi. Mazzini e Garibaldi l'hanno infiammato, ma chi l'ha progettato e chi aveva le idee chiare su quello che c'era da fare dopo era Cavour. La disgrazia dell'Italia è stata che è morto e al suo posto è andato un idiota che si chiamava Ricasoli, che ha significato rovinare l'Italia dall'inizio, cioè da quando è nata. È stata tutta una conseguenza, ma noi avremmo potuto sovvertirla questa conseguenza se fossimo diventati un popolo laico di gente che si interessa, di gente che ha un'idea, un'ideologia, un ideale, un progetto e va a vedere se le persone a cui sta dando la sua fiducia quel progetto lo portano avanti. Questo gli italiani non l'hanno fatto. No, questo è un modo per non far capire. Io le dico, se lei va in Finlandia, se lei va in Svezia, se lei va in Norvegia, se lei va in Austria, se lei va in Danimarca, lei non troverà mai questo tipo di partecipazione che sta dicendo, perché quelli che vanno al potere anche in quei paesi sono sempre l'espressione di una minoranza. Ma stai scherzando? Ed è la forma mentis che... Ma stai scherzando? Ma ci sei stato in Finlandia? Io sì. Ma stai scherzando? Ma mi dica se rubano come rubiamo noi. Ma no, ma attenzione, ma sei stato mai a un congresso? Io sono stato al congresso del Partito Socialdemocratico svedese quando c'era Olof Palme, che ancora non si sa oggi perché è morto, ma io che sono andato al Partito Socialdemocratico svedese l'ho visto quante persone c'erano, non c'erano mica quelli caricati col pullman come ai congressi italiani. Io ci sono stato lì a vedere. In Inghilterra la gente va, si interessa, guarda quello che fanno. Vanno finanche ai consigli comunali. Il sindaco di Edimburgo, che è un mio amico, gli vanno a rompere i marroni ogni giorno su quello che delibera il giorno prima. Ma l'Italia dove è stata fino ad ora? La gente che si lamenta nei bar, dove è stata fino ad oggi? Finché al 90% degli italiani gli davano la pancia piena, la possibilità di evadere il fisco e il posto garantito di forestale in meridione, non ha detto un cazzo.
ha votato chi doveva votare ed è stata zitta. Adesso che gli manca il pane vanno nelle piazze. Adesso che non ci sono più soldi da evadere, o non ci sono più forestali da sistemare, o non ci sono più 14esime da riscuotere, vanno in piazza. Ma che popolo è? Ma perché non dice ho sbagliato anch'io fino ad oggi e cambia? Perché? È facile dare la colpa agli altri, sempre agli altri, continuamente agli altri. Ed è più difficile invece assumersi delle responsabilità, che in Italia sono nette, sono precise e sono inequivocabili. E se c'è un potere occulto fatto in quel modo, se c'è un potere massonico così, la prima colpa è dei massoni, non degli altri. Ci sono tanti massoni che sono delle brave persone, ma non capiscono un cazzo, purtroppo per loro. Non capiscono che una volta che costruisci una struttura che va in una certa direzione, la dottrina può essere più bella del mondo, ma la struttura la fa fuori. Ma la colpa è sempre dal basso che viene. Continuare a cercare la colpa in alto significa voler assolversi, non voler capire che si è sbagliato e soprattutto non voler cambiare, perché in Italia tutti i nuovi meccanismi politici nascono in un certo modo e poi finiscono per bloccare ogni cambiamento. Con questo sistema. Quindi neanche il 5 Stelle a questo punto? Guarda, io il 5 Stelle non lo conosco, quindi non ti so dire nulla. Io l'unica cosa che ti so dire è che se le persone del Movimento 5 Stelle cercheranno di configurare, io non credo, per quanto mi riguarda, nella democrazia diretta, cercheranno di configurare un modello di democrazia rappresentativa dove riescono a convincere la maggior parte delle persone alla partecipazione, forse qualche cosa cambierà. Se non ci riusciranno, io credo che nulla cambierà, perché nessuna democrazia rappresentativa, e tu non puoi fare una democrazia diretta quando hai un popolo di 55 milioni di persone, di cui 25 milioni non usa almeno 30 milioni non usa il computer e non ha la banda. Di che stiamo parlando? Allora, se ci sarà un modello di democrazia rappresentativa partecipata, io non faccio una questione di partiti, perché non è compito mio. Non è compito mio, non sono io che devo dire questo va bene, questo non va bene. Io dico che nulla va bene se non c'è la partecipazione. Nulla. Non c'è nessuna cosa che possa salvare l'Italia se gli italiani non cambiano testa. Perché se gli italiani pensano che cambiare testa significa andare a buttare le monetine a uno per poi ritrovarsene un altro, hanno sbagliato il modo di pensare. Volevo farti una domanda sulla veridicità di quel famoso e anche orripilante, se fosse vero, giuramento dei Gesuiti. Ma tu, quindi quella formula sarò disposto a uccidere, a scannare, a bruciare, eccetera. Questo in antichità era anche un giuramento massonico, anzi il giuramento massonico era capovolto. Se non farò queste cose mi sarò ucciso, bruciato, tolte le viscere, eccetera, eccetera. Allora, tutti questi giuramenti qui, tanto per sfatare delle leggende, che avevano una provenienza storica medievale, quando insomma non si andava tanto per il sottile, no? Cioè il Medioevo era il Medioevo, sono stati tutti modificati, compreso quello dei Gesuiti. L'unico che non pubblicato è rimasto uguale è quello dell'Opus Dei, che insomma fa un po' senso se uno lo guarda, però voglio dire, no. Quello dei Gesuiti addirittura gli hanno cambiato, quello dei massoni gli hanno cambiato anche il nome, non si chiama più giuramento, si chiama promessa solenne, pensa un po', li hanno cambiati tutti. Sì, buonasera, mi chiamo Davide, la seguo da circa un anno, sì, poco forse, non lo so. No, una cosa mi volevo chiedere, se magari vuole rispondere, sarei curioso di sapere della sua infanzia. Se è stata una bella infanzia o... Bellissima, io sono cresciuto in campagna, nella campagna calabrese. Se ha qualche aneddoto magari... Andando a scuola in città tranquillamente, poi dopo sono cresciuto soprattutto, ho avuto un bellissimo rapporto con gli animali e un bruttissimo rapporto con i miei simili, ma questo sempre, non solo all'infanzia. Nel senso che d'accordo con qualunque tipo di animale, mentre non vado d'accordo con qualunque tipo di essere umano, non so perché, forse perché similia cum similia.
E io ho passato un'infanzia bellissima, una famiglia serenissima, ho studiato a Cosenza fino ai 17 anni. A 17 anni mi sono trasferito a Milano. A Milano e poi ho vissuto per un po' di tempo avendo casa a Milano, a Roma e a Mantova perché avevo 3 studi e mi dividevo un po' tra le 3 realtà. Ma l'infanzia è stata un'infanzia molto serena, a parte il fatto che le monache mi hanno buttato fuori dall'asilo, per il resto è andato tutto bene. Qualche altra domanda? Domande? Una solo banale, cos'è quel simbolo? È il mio simbolo. Io mi sono carpe oro, quella fuori è una C e quello dentro è il simbolo dell'oro, quindi niente di particolare. Ma il cerchio dentro è un simbolo esoterico? È il simbolo chimico dell'oro, è il simbolo alchemico dell'oro. Allora, è anche del sole, cioè il cerchio col punto dentro è il simbolo del sole, è il geroglifico egizio del sole ed è il simbolo che usavano gli alchimisti per l'oro, che poi è la prova che gli egizi sapevano che era la terra che girava intorno al sole, perché il simbolo geroglifico della terra è un cerchio vuoto, il geroglifico del sole è un cerchio col punto in mezzo. Qual era, se c'era un motivo vero, principale, per cui lei è entrato nella massoneria a suo tempo? Io sono entrato in massoneria perché una persona che amavo e stimavo moltissimo, ho saputo che era così. E io gli ho posto una domanda, gli ho detto: ma tu sei così perché sei massone? Ho saputo che era massone. Io ho detto: ma tu sei una persona che io ammiro così tanto, ma sei il frutto di un'educazione massonica? E lui mi ha detto onestamente sì. Allora io gli ho chiesto di poter entrare e lui mi ha fatto fare tutta la trafila che facevano un tempo i massoni per entrare. Dopo 6 mesi mi ha telefonato un perfetto estraneo che mi ha detto: c'è un amico comune, e mi ha fatto il nome di questa persona, che mi ha detto che io e lei dovremmo fare 2 chiacchiere. Ci siamo visti in un bar, abbiamo chiacchierato per 1 ora, mi ha chiesto delle cose, eccetera, eccetera, e poi per 6 mesi non ho saputo più nulla. Dopodiché ho ricevuto una telefonata di una seconda persona che mi ha detto: ci sono 2 amici che mi hanno detto che dovremmo fare 2 chiacchiere. Ci siamo visti in un bar, abbiamo chiacchierato e dopo per altri 6 mesi non ho saputo più niente. Poi mi ha chiamato un terzo personaggio che mi ha detto: tu al terzo colloquio mi hanno convocato nell'ufficio di una persona dove mi hanno detto: ti diamo in mano questa domanda, te la studi, ti informi, eccetera, eccetera, tra 6 mesi ce la devi ridare firmata. E io dico: ma io la leggo in 5 minuti, cioè, voglio dire, no, 6 mesi. E io ho dovuto aspettare altri 6. Quindi vedi che i tempi di ripensamento non sono i 7 giorni di quando compri le pentole alla televisione, cioè sono una roba un po' più. Così siamo già a 2 annetti e mezzo. Dopo 6 mesi che ho presentato la domanda, mi hanno detto: ti andrebbe di fare una cerimonia di iniziazione massonica, eccetera, eccetera? E io ho detto sì. Questa cosa è carina, per questo te la sto raccontando, perché una volta per diventare massoni, voi ve lo figurate Berlusconi che fa tutta questa trafila per entrare alla P2. Allora io ho detto va bene, mi hanno convocato in questo strano palazzo, dove io ho visto solo una stanza dove c'era una specie di tavolo e dove c'era un signore vestito di nero, a viso scoperto, quindi anche la storia dei cappucci è tutta molto relativa, il quale mi ha detto: lei è arrivato quello che mi aveva presentato per ultimo e che mi ha fatto firmare la domanda, mi porta davanti a questo signore. Mi porta davanti a questo signore e dice: questo signore vuole essere iniziato alla massoneria. E lui mi ha risposto: oggi non abbiamo tempo. E io sono dovuto andare via. Sono passati altri 6 mesi, mi ha riportato, ma non aveva tempo. Alla terza volta aveva tempo e sono diventato massone, dopo 4 anni. Perché l'intenzione di entrare in massoneria doveva essere ponderata da tutte le parti, diciamo, doveva essere forte, doveva essere radicata, ogni tanto aveva tempo di chiedere, di pensarci, di ripensarci, eccetera, eccetera, perché poi una volta che uno è massone è sempre massone, non è che solo perché si mette in sonno non è più massone.
come una volta che ha avuto un battesimo è sempre un battezzato. Non puoi annullare l'atto del battesimo, come non puoi annullare l'atto di iniziazione alla massoneria. È un fatto storico, non puoi annullarlo, non puoi cancellarlo. E allora, siccome ci si rende conto che è una scelta importante, questa scelta veniva fatta così. Poi c'è stato Gelli che convocava delle persone in un albergo e gli batteva la spada sulla spalla ed erano massoni. Ecco perché io ho sempre affermato che Gelli non è mai stato massone, non ha mai avuto un tempio massonico in vita sua, non ha mai messo piedi in un tempio massonico in vita sua. Come va uno a essere massone senza mettere mai piedi in un tempio massonico? Cioè, voglio dire, non è possibile. Ma essere massone cosa vuol dire? Significa aderire a questa tradizione sacralizzante il lavoro dei costruttori, quindi impararne i rituali, impararne le filosofie. La massoneria ha avuto fior di filosofi, ha avuto Fichte, ha avuto Hegel, cioè la massoneria ha avuto Schopenhauer, la massoneria ha avuto, cioè è proprio una forma mentis, una formazione mentale che è basata sull'attribuire operatività al compasso, che significa comprendere, e alla squadra, che significa misurare. Quindi avere altrettanta disponibilità alla comprensione, alla tolleranza, e quindi a questo simbolismo del compasso, ma il compasso è anche una parte divina perché disegna il cerchio, che per i massoni è un simbolo del divino, e alla squadra, che invece è il senso pratico che ti fa misurare le cose in base a connotati matematici, e la razionalità, no? Che è però un simbolo molto umano, perché la squadra disegna quadrati, no? Squadra, quindi rende gli oggetti squadrati. Per cui da questo si sviluppano tutta una serie di dottrine, di idee, oggi non praticate, addirittura non conosciute dai massoni moderni. Se tu a un massone moderno gli dici che significano squadra e compasso, non te lo sa dire, non lo sa. Io ho fatto l'esperimento, mi ha risposto credo 1 su una quarantina, su una cinquantina, insomma, una cosa del genere. E comunque doveva essere una persona che aveva abbondantemente superato i 60 anni. Non lo sanno, nessuno glieli insegna, non conoscono più i rituali. Chiedo scusa, glielo posso confermare, perché io sono stato sottoposto a un processo preliminare di iniziazione in cui sono venuti a trovarmi in successione dopo 6 mesi, Grande Oriente d'Italia, 3 fratelli. Ognuno di questi 3 alla fine non ha mai saputo rispondere alle mie domande, nel senso che non conoscevano questi ideali, principi ispiratori per cui uno dovrebbe aderire idealmente. Peccato poi che alla fine, oggi come oggi, lo fanno tutti per ricerche di percorsi di carriera, vie preferenziali. Alla fine è una manifestazione a cui il proprio ego soggiace solo per raggiungere un ordine di potere e di benessere economico. Quindi guardi, no aspetti, le dico, io ho rifiutato di entrare in massoneria proprio perché ho dimostrato a loro che era tutta una contraddizione quello che dicevano. Quindi è una grande menzogna quello di propagandare la massoneria come tutte queste cosine qua che ci ha detto, in realtà è l'esatto contrario. Tutto qua. Io però ti posso dare una risposta. Quando qualcuno non mi risponde, io posso pensare che non mi sa rispondere, o posso anche pensare che non mi vuole rispondere. Quindi io, se fossi in te, cercherei di fare una cosa che i massoni fanno spesso, che si chiama capovolgimento, si chiama capovolgimento iniziatico. Quando tu vieni iniziato alla massoneria ti mettono in una stanza dove c'è un teschio, una serie di simboli, e poi davanti a te c'è un grande specchio, perché riflettere significa capovolgere, no? E lo specchio riflette, ma nello specchio la tua destra diventa la tua sinistra e la tua sinistra diventa la tua destra, quindi capovolge ma tu non te ne accorgi. Io tendo sempre, di fronte a ogni cosa nella vita, a pensare che non necessariamente qualcuno non si è spiegato bene, qualche volta sono io che non ho capito. Cioè, voglio dire, ci sono sempre 2 facce in una medaglia, c'è la faccia del dritto e la faccia del rovescio. Tu dai per scontato che queste persone ti siano venute a trovare e non ti abbiano saputo rispondere. Ma se queste persone, nei colloqui che hanno avuto con te,
hanno ricavato l'impressione che tu non andassi bene per la massoneria, allora non avrebbero voluto risponderti. Capisci? Quindi cerca sempre di capire che bisogna viaggiare su tutte e due le parti della terra, quella che è di giorno al sole e quella che è di notte al buio, perché il mondo esiste sia quello illuminato che quello non illuminato. Ospite ancora Carpe Oro qui con noi, perché tra l'altro abbiamo fatto un viaggio in macchina stamattina, ci siamo visti a Brescia e quindi abbiamo fatto il viaggio insieme. Lui è esperto di simbolismo e quindi a me piacerebbe molto, magari verso l'autunno, fare una conferenza del 13 o magari anche una extra parlando di simboli, e questa mattina siamo andati abbastanza indietro nel tempo. Quindi noi lo ringraziamo e alla prossima. Grazie a voi. Sì, sì.